buongiorno e benvenuti al primo webinar di un ciclo di 4 incontri. Questo webinar inaugura la divulgazione dei lavori del primo anno collegati a un PRIN, cioè un progetto di ricerca di interesse nazionale. Un PRIN, pensate un po', che è stato ideato nel 2017, è partito circa un anno fa e appunto oggi vogliamo cominciare a ricostruire lo stato dell'arte dei nostri lavori. È un PRIN che è guidato dall'Università di Udine, in collegamento, in collaborazione con gli Atenei di Bologna, capitanati dal professor Carlo Zoli, dell'Aquila il professor Lambertucci, Milano Statale il professor Marco Biasi. È un PRIN quindi con 4 atenei. L'idea, vi racconto, è nata nelle pause della SN, perché con 3 di questi 4 colleghi eravamo commissari nell'abilitazione scientifica nazionale. Nelle pause abbiamo detto: dopo continuiamo a lavorare assieme. Ed eccoci qua. Coinvolge una quarantina di giuristi, per lo più di area giuridica, ma di diversi settori scientifico-disciplinari, come vedremo oggi, ma non solo diritto, ci sono anche degli interventi di tipo economico, quindi possiamo dire che è un PRIN interdisciplinare. Il titolo è di grande attualità, perché ci occupiamo della povertà nel lavoro, della povertà nonostante il lavoro. E rispetto a questo noi ci interroghiamo sulle nuove eguaglianze e diseguaglianze, sul lavoro dignitoso e sulla professionalità. Io passerei subito la parola al magnifico rettore dell'Università di Udine, dopo aver ricordato che ovviamente l'Università di Udine è uno degli organizzatori, assieme al Dipartimento di Scienze Giuridiche, e in collaborazione anche con il dottorato nostro di ricerca in diritto per l'innovazione nello spazio giuridico europeo, e al Laboratorio Lavoro. È un evento appunto che vede la collaborazione degli altri 3 atenei e anche il patrocinio dell'AIDLAS, che è la nostra associazione scientifica nazionale. Bene, magnifico rettore, a te la parola per gli indirizzi di saluto. Grazie Marina, anche e soprattutto per aver dato vita a questo incontro. Io porto il saluto naturalmente dell'Università di Udine, che è peraltro capofila di questo progetto. Naturalmente le porto online, ahimè non è possibile farlo. Si parla di incontri, ma gli incontri, almeno il primo lo faremo così, si spera magari gli altri di poterli fare in maniera diversa. Ciò dipenderà molto dalla situazione epidemiologica e vaccinale, però è evidente che insomma la partecipazione, la volontà di essere presenti su questi temi e come al solito capita, in particolare nel nostro Dipartimento di Scienze Giuridiche, unire ricerca, formazione, la cosiddetta terza missione. Con Marina stiamo cercando di dare nomi diversi, perché insomma terza missione sembra una cosa un po' particolare, no? Come il terzo posto sul podio. In realtà la divulgazione, la creazione a coscienza critica nella cittadinanza, negli studenti, negli studiosi, credo che sia fondamentale. Il tema è di incredibile rilevanza. Ora io non lo so se quando è stato concepito il progetto, che è di rilevante interesse nazionale, perché si chiama PRIN, però evidentemente il tema è di livello quantomeno europeo, si pensasse, ovviamente no, a quanto sarebbe successo, ma ora è di drammatica, diciamo, attualità, ma non solo. Quello che credo debba preoccupare tutti di più, non solo nella quantità del lavoro disponibile, ma anche nella qualità e la dignità della professionalità, come ha scritto anche Marina recentemente, è quello che succederà nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Quindi io credo che questo tipo di sensibilità e attenzione a questi temi debba assolutamente vedere un forte coinvolgimento dell'Ateneo, degli Atenei, della componente accademica e in relazione con tutti gli attori che possono dare un contributo a questo tipo di materia. Il fatto che sia interdisciplinare, per carità, è una parola ormai che mi sta
talmente a cuore che ho stressato tutti i miei colleghi però devo dire ho trovato anche una risposta piena sulla necessità ormai di affrontare questi temi come questo, così ampio, con visioni diverse che possono essere messe a confronto, creando un punto di vista nuovo. E quindi questo è assolutamente necessario. Poi naturalmente bisogna essere anche in grado di affrontarli, e cioè mettere insieme non semplicemente un blog, ma esperti e gente capace anche di analizzare tutto ciò che succede. Quindi, al di là di ringraziare naturalmente tutti i colleghi delle altre università che compongono questo gruppo di lavoro, mi piace anche ricordare, intanto ringraziare Silvana Sciarra, giudice della Corte Costituzionale, per essere qui a dare il kick-off, un degno kick-off a questo convegno, e i colleghi che già oggi interverranno: Elisabetta Bergamini, Ludovico Mazzarolli, Dimitri Girotto, Valeria Filì e Francesco Bilotta, oltre naturalmente alla immancabile Marina Brollo. Gli altri webinar si succederanno fino a giugno, poi vedremo, ripeto, se sarà possibile farli anche in forma mista o diversa. Quindi io mi auguro che ci sia sempre una forte attenzione e uno sviluppo di questo tipo di attività in tutte le varie declinazioni che si sono volute dare. Quindi dal mio punto di vista non posso che ringraziare tutti coloro che parteciperanno, ma soprattutto augurarmi che da questo progetto, che poi, che si sa, spesso i progetti hanno una durata biennale, poi alla fin fine i nostri PRIN, nasca una anche nuova progettualità futura, perché credo ci sarà veramente molto bisogno di tutto l'apporto che voi potete dare alla discussione e anche forse alla soluzione di numerosi dei problemi che si presenteranno in un prossimo futuro. Quindi grazie, io ridò il benvenuto a Udine con il rammarico, come sempre, di non potervi stringere la mano e scambiare due parole magari davanti a un buon caffè. Però ci diamo appuntamento per i prossimi progetti, non c'è dubbio su questo. Grazie ancora. Grazie al magnifico Rettore. Ovviamente nei nostri discorsi la conclusione è che l'università sarà al centro delle azioni da porre in cantiere per dare una mano, per uscire, per combattere questo fenomeno del lavoro povero. E con piacere che cedo la parola alla nostra direttrice di Dipartimento di Scienze Giuridiche, la professoressa Elena D'Orlando. Grazie Marina, per me è davvero un piacere e un onore poter portare i saluti del Dipartimento proprio nell'evento inaugurale di questo ciclo di webinar che avete organizzato nell'ambito del PRIN da te coordinato, e in cui mi sono soffermata a leggere proprio il sottotitolo New Equity, Decent Work and Skills, perché, come ricordava il magnifico Rettore, si tratta di tematiche che oggi sono al centro, credo, di un'agenda politica ormai multilivello, a partire dalle organizzazioni sovranazionali per arrivare al più piccolo dei comuni. Ovviamente è nota, e colgo gli spunti da ultimo datici dal magnifico Rettore, è nota l'attenzione del Laboratorio Lavoro per queste tematiche, e non ho dubbi sul fatto che il focus su questi temi così cruciali rimarrà sempre ben puntato, e anzi di questo ringrazio tutti i componenti del Laboratorio Lavoro che sicuramente arricchiscono in maniera, direi, assolutamente qualificante anche l'attività del nostro Dipartimento. La professionalità, cioè gli skills che vengono presi in considerazione in questo webinar, sono declinati come strumento di occupabilità. E questa declinazione, permettetemi qualche brevissima riflessione da giuspubblicista, porta ad intersecare il tema della professionalità con molte altre tematiche. E non posso non fare riferimento ovviamente in questa prospettiva innanzitutto al quadro costituzionale di riferimento, perché sicuramente la professionalità rileva in relazione al principio personalista che permea la nostra Costituzione. La professionalità ha a che fare innanzitutto con la dimensione individuale,
della persona. Tant'è che, come più volte Marina Brollo ha avuto occasione di ricordare, ha anche scritto in un suo recente bel saggio, la dignità professionale in questa prospettiva non è altro che una declinazione della dignità umana, cioè una species della dignità umana. Ma direi che il tema della professionalità come strumento di occupabilità ci proietta anche in una dimensione che trascende quella individuale, che ha a che fare con la dimensione sociale, con la dimensione economica. Dimensione sociale perché la professionalità è un po', se vogliamo, il biglietto da visita con cui ogni persona si presenta sul mercato del lavoro, interagisce con gli altri, contrae i suoi rapporti di lavoro. Ma direi anche in una dimensione prettamente economica, perché anche se ragioniamo, secondo me, dal punto di vista dell'impresa, quindi della libertà di iniziativa economica, è chiaro che un investimento sulla professionalità significa investimento sulla qualità e sulla produttività dell'impresa stessa. Quindi, diciamo così, con un mutuo e circolare beneficio di tutte le parti interessate. Però un collegamento sarà un po' per mia deformazione di formazione, scusate il bisticcio di parole, io lo vedo anche con l'articolo 5 della nostra Costituzione, cioè con il principio autonomista, proprio in virtù di quel pluralismo istituzionale che caratterizza il nostro ordinamento e che si ritrova, se vogliamo, ancora in origine nell'articolo 2, che tutela la persona in tutte le sue manifestazioni, sia singole sia comunitarie, in cui si svolge la propria personalità. E ragionando proprio di pluralismo istituzionale, che noi sappiamo poi è declinato nella parte seconda della Costituzione, a me ha fatto riflettere la circostanza che fin dalle origini, se noi leggiamo il vecchio articolo 117, quello per capirci ante riforma del titolo quinto, la formazione professionale fosse già annoverata tra le materie di potestà legislativa delle regioni. È chiaro che in quel contesto era una potestà legislativa di tipo concorrente, però a mio modo di vedere era un segnale, cioè un segnale di riflessione e di sensibilità probabilmente da parte dei nostri costituenti di fronte a uno scenario che caratterizzava allora il nostro paese, che era quello di una necessaria ricostruzione dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, e che non poteva prescindere da un concorso attivo delle comunità locali, quindi dei legislatori regionali, nel definire e nel caratterizzare proprio le politiche relative alla formazione professionale. In un momento, tra l'altro, in cui, se vogliamo ricordarlo, anche la sfida dell'unità, in senso pieno, era ancora una scommessa. E a maggior ragione, a mio modo di vedere, il tema della formazione professionale può diventare oggi ancora più interessante perché, come sappiamo, dopo la riforma del titolo quinto, come i relatori ci spiegheranno, questa competenza rientra nell'ambito della potestà residuale delle regioni e sebbene con tutti i limiti di sistema che derivano tanto dall'ordinamento nazionale quanto dall'ordinamento europeo, di cui per inciso l'importanza, come gli ideatori di questo webinar hanno colto, di collocare sempre queste riflessioni in una cornice prospettica multilivello, che consente cioè di cogliere la multidimensionalità anche delle fonti che disciplinano questi ambiti materiali. Dicevo, anche attualmente, secondo me, le regioni dovrebbero essere forse un po' più autoconsapevoli e forse, se vogliamo, anche un po' più audaci nell'elaborazione delle loro politiche pubbliche, in particolare cercando di coniugare le politiche del lavoro proprio con i sistemi formativi. Da questo punto di vista ricordo solo che la Regione Friuli Venezia Giulia già diversi anni or sono ha approvato una legge che cerca di coniugare questi due aspetti, che è stata tra l'altro poi più volte modificata, che ha avuto alterne fortune, però secondo me pensare di investire sulla formazione professionale oggi significa, soprattutto in termini di politiche regionali, investire di fatto sul governo dell'economia, oppure
se vogliamo dirle in termini più moderni, investire sullo sviluppo economico in maniera consapevole per valorizzare cioè il proprio capitale umano in questa prospettiva. Da ultimo, ma sicuramente non in ordine di importanza, anch'io ringrazio davvero sentitamente la giudice costituzionale, la professoressa Sciarra, per averci voluto onorare della sua presenza introducendo questo webinar. Mi permetto di esprimere il mio personale particolare apprezzamento perché ho potuto leggere alcune sentenze di cui è stata redattrice e dalle quali ho potuto percepire non solo la sua chiarissima competenza, ma anche la sensibilità di comprendere, diciamo, la complessità di certi fenomeni giuridici quando calati in una realtà che ha un ordinamento, diciamo, speciale, come il Friuli Venezia Giulia. Ecco, mi scuso della nota, diciamo, particolare, ma ci tenevo davvero a manifestarle tutta la mia stima e tutto il mio apprezzamento. Quindi ringrazio ancora una volta la collega Marina Brollo e tutti i colleghi membri del PRIN e che interverranno in questa giornata, e ricedo subito la parola a Marina augurando a tutti un buon lavoro. Grazie Elena. E allora è il momento della madrina che tiene a battesimo questo inizio dei lavori del nostro PRIN. Mi permetto solo 2 parole di presentazione per i nostri studenti, perché per i colleghi che stanno seguendo l'evento non c'è bisogno di presentazione per Silvana, ma per i nostri studenti ricordo che è allieva di Gino Giugni e sapete, nel nostro mestiere i maestri lasciano delle impronte, lasciano dei segni dell'eredità che ci connotano per tutta la vita. È stata professoressa ordinaria di diritto del lavoro presso l'Università di Firenze, attualmente è professoressa emerita di diritto del lavoro, ha contribuito allo sviluppo di una delle riviste più importanti, anche come co-direttrice del diritto del lavoro, il giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali, e dal 2014 è giudice della Corte Costituzionale. Con questa caratteristica è la quinta donna nella storia della Corte a diventare giudice, ma la prima eletta dal Parlamento in seduta comune, quindi ha anche questo primato. Con vero piacere, visto che il nostro tema tocca molti valori e principi costituzionali, come abbiamo già imparato da questi primi interventi, con vero piacere cedo la parola a Silvana Sciarra, ringraziandola di cuore per essere presente con noi. Grazie, grazie davvero per questo invito. Sono io che ringrazio voi. Mi auguro che il collegamento sia buono e che riusciate a vedermi e a sentirmi. Grazie davvero per questo invito. È bello poter tornare in contatto con quella che io considero la mia famiglia accademica, e è molto stimolante per me sapere che ci sono studenti che seguono questo webinar e mi piacerebbe poterli invitare a Roma. C'è una tradizione di visite degli studenti universitari alla Corte Costituzionale che è stato uno degli esperimenti più belli di questa mia esperienza romana presso il Palazzo della Consulta, purtroppo interrotto ora dalla pandemia, ma speriamo che la riapertura anche fisica del palazzo consenta agli studenti che seguono ora di venire a trovarci personalmente qui a Roma. Io ho da fare davvero molti complimenti per la scelta di questo tema. Devo anche presentare subito in anticipo delle scuse se sarò costretta ad allontanarmi un po' prima della fine di un seminario che mi appassiona e che vorrei davvero seguire tutto. Forse dovrò allontanarmi per un'inattesa riunione che ci sarà più tardi, ma davvero complimenti per la scelta del tema, se posso dire anche per la scelta della locandina e della bellissima foto che appare in locandina, perché è chiaro che con questo tema noi ci confrontiamo anche con dei simboli, con delle immagini, e credo che quella foto davvero dia il senso profondo e anche molto stimolante di questa serie di webinar. Io vi porto come introduzione, che sarà davvero una introduzione così
molto generale al webinar, la testimonianza di una giuslavorista che sta vivendo l'esperienza nella Corte Costituzionale come un'esperienza permanente di apprendimento, come dire che non si smette mai di imparare, che quindi c'è bisogno di crescere e apprendere in tutte le fasi della vita, perché l'apprendimento viene anche dall'apprendimento di un linguaggio, che è il linguaggio di un collegio, di una corte che decide collegialmente, che ovviamente è un linguaggio complesso perché risente di tanti influssi delle esperienze dei giudici, che sono molto spesso, nel caso soprattutto dei professori universitari, influssi di tipo disciplinare. Quindi io mi sforzo, nei limiti del possibile, di trasmettere anche la mia disciplina, e c'è questo trasferimento di parole e di valori, se vogliamo, o di intenzioni, nella costante esperienza di costruzione di un linguaggio comune, che è il lavoro di un collegio, in particolare del collegio della Corte Costituzionale. Il mio linguaggio è influenzato da tante esperienze fortunate della mia vita. Io mi considero davvero una donna molto fortunata. Innanzitutto perché, come veniva ricordato da Marina, ho avuto la fortuna di appartenere ad una scuola molto incisiva nel quadro generale della storia del diritto del lavoro italiano. Ho avuto Gino Giugni come maestro, e in anni in cui il tema della professionalità era molto centrale, ma ci accorgiamo in realtà dalle cose dette fino ad ora che lo è sempre, è forse uno dei temi intorno a cui ruota la nostra materia. E quindi è una scuola che ha promosso anche lo studio di questo tema, penso fra tutti al bellissimo libro di Franco Liso. Ecco, ma soprattutto dirò perché Giugni su questo tema si è esercitato. Lasciatemi dire l'altra occasione fortunata della mia vita, su cui mi soffermerò un po', è l'esposizione per occasioni che poi sono sempre contingenti, ma che impariamo a cogliere, per occasioni di insegnamento e di ricerca, allo studio delle fonti internazionali, delle fonti europee, che mi accorgo sono così centrali anche nel vostro lavoro di impostazione del PRIN e di programmazione degli altri webinar. E l'altra fortuna, e questo è confermato dall'incontro di oggi, la cosa mi rende molto orgogliosa, è l'appartenenza ad una comunità scientifica pluralista che si confronta da sempre, talvolta anche in modo acceso, ma è bene che la polemica sia guidata da passione, e soprattutto si confronta in termini interdisciplinari. Con questo colgo molto volentieri l'invito del magnifico rettore prima, e colgo anche la sua sensibilità. Ecco, allora, una ricerca di un linguaggio comune nel collegio che io non smetto di fare anche quando mi confronto, come oggi, con i miei colleghi, e questo continuo arricchimento che ciascuno di noi avverte quando dal confronto emergono, speriamo, nuove idee, comunque nuovi stimoli ad andare avanti. Mi è capitato recentemente, perché ho scritto un piccolo libro dedicato a Giugni che si chiama Idee per il lavoro, ho scritto quindi un'introduzione, mi è capitato di rileggere molti scritti di Giugni, e la rilettura di vecchi scritti è anche molto molto importante, ci porta a delle riflessioni che non sono solo, come dire, nostalgiche. Mi sforzo anche di dire alle persone molto giovani che la lettura di vecchi testi a volte può essere utile per capire il presente. Perché ho riletto questi scritti? Perché cercavo un filo conduttore che mi ricordavo di avere sentito anche nelle sue parole, nelle sue lezioni, nei suoi scritti, il tema della professionalità collegato al tema della dignità. Anche questo è stato ricordato da molti di voi. Giugni ha scritto un libro sulle mansioni e le qualifiche, che è un libro illuminato, perché è illuminante, perché consente di capire quanto dietro lo studio molto tecnico del giurista ci fosse una profonda conoscenza delle realtà produttive. Giugni conosceva le grandi imprese del tempo, anche perché aveva avuto modo di lavorare negli uffici studi, soprattutto delle aziende a partecipazione statale, ma addirittura il suo piccolo studio sull'evoluzione della contrattazione collettiva nell'industria siderurgica e mineraria, una collana fortunata promossa dalla CECA, dalla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,
portava dentro di sé questo filone importantissimo della professionalità. Non a caso i lavoratori di cui si occupava la CECA erano lavoratori bisognosi di formazione professionale, i minatori italiani che si allontanavano dalla loro patria per lavorare per esempio in Belgio o altrove. Ecco, processi innovativi dietro questo studio della professionalità che il giurista deve comprendere, ma anche il libro sul cottimo scritto da Giugni è un libro che presuppone la conoscenza dei processi innovativi e soprattutto ci insegna fin da allora come la sfida dell'innovazione, che è progressiva, ce l'abbiamo sempre lì, ecco, è una sfida che ritorna periodicamente, minacciosa a volte, ma anche produttiva di nuovi slanci, e che si vince questa sfida con la riconversione permanente degli individui, che dunque vanno accompagnati nella ricerca della loro formazione professionale e nel fronteggiare questa sfida. E lo stesso linguaggio che Giugni usa prendendolo a prestito da esperienze nordamericane, il linguaggio della job evaluation, è un linguaggio molto molto attuale, è un aggancio con la sfida moderna, perché ci dà, proprio con questa nozione della valutazione del lavoro nella sua complessità, quindi delle molte mansioni che possono comporre il job, ci dà proprio l'idea di quello che oggi noi diciamo il lavoro multitask, quello che il singolo deve imparare, saper fare più cose. E, ecco, allora c'è in questa prima impostazione giugniana l'attenzione all'individuo, l'attenzione alla sfida permanente, l'individuo vince l'innovazione, la controlla se è accompagnato nella formazione professionale. Ma poi c'è lo scambio con esperienze di altri paesi che Giugni fa e che mi piace ricordare un particolare confronto che mi è capitato appunto di ricordare anche in questo libro, rileggendo alcuni brani, perché quando Giugni finalmente è ministro del lavoro, l'unica esperienza poi nella sua vita di studioso ma di grande consulente dei ministri, di figura attenta all'evoluzione legislativa anche come consulente del legislatore, il legislatore egli stesso potremmo dire in quanto estensore delle più importanti leggi italiane del diritto del lavoro, ecco, lui incontra un ministro del lavoro nordamericano che è il ministro della prima amministrazione Clinton, che si chiama Robert Reich, è uno studioso che ha particolarmente approfondito il tema dei nuovi lavori e delle nuove professioni. In quegli anni esce un libro che si chiama The Work of Nations e Giugni è affascinato da questa prospettiva. Si incontrano in vari contesti ufficiali, come ministri del lavoro si scambiano le loro esperienze e vengono fuori due librini piuttosto sconosciuti che a me è capitato di trovare nella mia biblioteca, perché evidentemente me li aveva dati Giugni stesso, che riproducono dei convegni svolti in Italia. Le firme sono importanti, c'è Accornero, c'è Tiziano Treu, c'è Carlo Della Ringa, ecco, ci sono persone che purtroppo non sono più con noi, ma che tanto hanno contribuito in termini interdisciplinari all'evoluzione di questa materia. E questi libri, uno si chiama in particolare Da Detroit a Lille, passando per Napoli, e lì sullo sfondo questi grandi personaggi discutono del libro bianco di Delors, perché è da lì che vengono in quegli anni le grandi sfide ai giuristi, anche ai giuristi del lavoro europei, su come combinare la crescita e lo sviluppo con la dignità delle persone, anche nella ricerca della crescita professionale. Quindi c'è un linguaggio che ho sentito con piacere riprendere ora nell'intervento della direttrice del Dipartimento, la remunerazione del capitale finanziario, che però al tempo stesso è valorizzazione delle risorse umane. Non è uno spreco valorizzare le risorse umane, è un grande investimento. E quindi c'è, come dire, allora si parla di società dell'informazione, oggi parliamo più di intelligenza artificiale, di tecnologie, di lavori tramite piattaforme. Oggi la sfida ci viene anche dalla pandemia, oltre che dall'innovazione tecnologica, però ancora le imprese devono attingere ad una cultura giuslavorista che deve essere una cultura pluralista e quindi l'insegnamento del passato ci serve anche a comprendere l'oggi. Allora il confronto era con un
documento così importante nella politica sociale europea, che era il libro bianco di Jacques Delors, oggi dovremmo guardare con fiducia, io dico, anche se senza mai perdere il senso critico, ai nuovi documenti delle politiche sociali europee che ci vengono proposti dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e che sembrano dare un nuovo impulso all'avvio di politiche sociali in un momento però così difficile, quindi dobbiamo avere fiducia nelle proposte che cominciano a circolare. Ecco, il ruolo dell'accademia e delle associazioni in generale. Prima ho parlato dell'inizio degli anni 90, c'è l'ingresso nell'euro, c'è un momento storico importante, ma anche oggi abbiamo un momento storico di grande rilievo dove l'Europa non deve essere vista come un nemico ma come una risorsa e quindi i confronti storici sono sempre pericolosi, ma ecco, prendiamo l'esempio dell'inizio degli anni 90, 92, 93, quando si discute di questi temi, come ho detto prima, Giugni è Ministro del Lavoro per un anno, ma prendiamo adesso anche la sfida che ci viene dall'Europa oggi e questo raccordo fra le culture che noi abbiamo imparato dai grandi maestri della nostra disciplina, cioè persone che sono state in grado anche di animare, e qui torna il tema della formazione, che non è solo formazione professionale, ma può essere anche formazione politica in senso lato, cioè imparare il linguaggio della politica. Ecco, loro hanno animato dei grandi centri di raccordo fra culture diverse, grande contatto per esempio con la cultura cattolica, non mi sforzo mai di ricordare questo, una cultura laica che si è confrontata permanentemente con la cultura cattolica e oggi noi abbiamo molti think tank, come si suol dire, centri di ricerca, luoghi in cui questo confronto è ancora possibile. Fra tutti mi piace ricordare l'istituto che lavora a fianco della Confederazione Europea dei Sindacati, che è un istituto che produce ricerca, nella mia modesto giudizio, molto interessante, di grande valore, di grande equilibrio, che tra l'altro ora è guidato, comunque collabora a questo istituto, un giurista formato in Italia ma con una formazione anche inglese che si chiama Nicola Kunturis, che si è trasferito temporaneamente venendo da una prestigiosa università inglese a collaborare con questo centro di ricerca e certamente da lì arrivano ricerche empiriche che sono fondamentali anche per comprendere i grandi fenomeni di cambiamento che stiamo osservando e spunti di riflessione per i giuristi del lavoro nazionali, ma anche per le grandi organizzazioni che rappresentano interessi collettivi, perché anche da loro vorremmo vedere, questo lo dico con un tono di sollecitazione, non certo con un tono critico, vorremmo vedere delle proposte ancora più incisive di quanto già non si veda. Torno per un momento a Giugni e ad una nota lezione che Giugni tenne alla Cattolica, che poi è pubblicata in un bel libro a cura di Mario Napoli, un giurista che si è molto occupato di questi temi, che si chiama Il diritto al lavoro e le trasformazioni dello Stato sociale. Ecco, questo testo, che riflette appunto ancora lo stile bello, a mio parere, di una lezione tenuta quindi agli studenti, io l'ho ripreso e riletto molte volte quando ho cominciato a riflettere e a rileggere l'articolo 4 della Costituzione, perché c'è, secondo me, in quella lezione di Giugni, ma in tanti altri suoi scritti, una lettura promozionale dello Stato sociale. E ancora la parola promozionale è tipica, no, del linguaggio dei giuristi del lavoro, non solo di Giugni, una legislazione promozionale o ausiliaria, cioè noi vorremmo che lo Stato sociale fosse più forte, diceva Giugni già allora, per tutelare i deboli, i giovani, gli anziani, le donne, e voi nella vostra ricerca vi occupate dei working poor, vi occupate dei poveri, di quelli che pur lavorando sono poveri o comunque delle nuove povertà. Ecco, lo Stato quindi promotore di occupazione, che è poi quello che si ritrova in alcuni bellissimi interventi dell'Assemblea Costituente sull'articolo 4, in particolare negli interventi di Mortati, che ha usato questa nota e per certi versi incisiva espressione
scrive eccitatore di mobilità sociale. Ecco, cosa vuol dire? Vuol dire che quello è un articolo da cui dovremmo trarre spunti perché la società vada avanti e perché si muovano. Non a caso si parla di diritto al lavoro, non passò la nota proposta di Togliatti su lavoratori, ma è un concetto, diciamo, così ampio, ancora più ampio di quanto non possa essere inteso quello che è dietro la parola lavoratori. E nella giurisprudenza della Corte è interessante vedere come l'articolo 4 venga spesso combinato già negli anni 60, 65, una nota sentenza, con l'articolo 35, che è l'articolo a cui noi oggi dobbiamo fare riferimento in questo webinar, perché è l'articolo che ci dice che il lavoro è tutelato in tutte le sue forme e che la Repubblica promuove proprio la formazione professionale dei lavoratori e lo fa avendo anche presenti le fonti internazionali. Un articolo quindi che già leggiamo combinato 4 e 35, ma che è stato ripreso, ho avuto la fortuna e sono grata per la fiducia che il collegio mi ha dato di redigere alcune sentenze in materia di licenziamenti, dove proprio è stato ripreso questo binomio fortunato fra il 4 e il 35, perché dietro questo binomio c'è la tutela della persona umana, la dignità del lavoratore, quindi la dignità del lavoratore. Ecco, questo credo che sia un messaggio da lanciare ai giovani, alle giovani generazioni. A me è capitato di anche qui quando si poteva, adesso tutto questo è fermato dalla pandemia, di visitare delle scuole con studenti anche molto giovani e di lanciare questo messaggio sull'articolo 4 a persone in formazione già nelle scuole, perché l'articolo 4 va proprio visto nell'ottica molto moderna, che è stata ricordata anche recentemente dal Presidente del Consiglio, di un raccordo virtuoso fra la scuola e il mondo del lavoro, che il nostro Paese fatica a realizzare, ma che sappiamo è molto più incisivo in altri paesi. Quindi che cosa c'è dietro questa norma? A pensarci bene, c'è proprio una programmazione delle professionalità che bisognerebbe avere. C'è una programmazione del lavoro che cui i giovani dovrebbero ambire e dietro questa programmazione noi vorremmo vedere dei giovani attivi, non relegati nel NEET, in questo NEET, che ci colma di angoscia, perché vuol dire che dietro quelle 4 lettere non c'è niente, non ci sono risorse, ma quelle speranze, quelle ambizioni vanno invece coltivate. E qui mi torna in mente un linguaggio molto tipico delle fonti europee di alcuni anni fa. Per esempio si parlava di questo nella famosa Agenda 2020 dell'Europa, adesso abbiamo l'Agenda 2030. Quell'Agenda 2020 non si può negare, ci ha delusi in molti passaggi, però c'è questa nozione, il cambiamento, prima parlavo della sfida tecnologica che avviene nelle attività produttive e può essere compreso in anticipo e in questo modo i giovani possono essere, o meglio i lavoratori, in generale chi cerca occupazione, possono essere inseriti nei percorsi in cui c'è domanda. Perché il paradosso, noi questo lo leggiamo dai dati anche recenti, è che talvolta se si cercano alte professionalità, ma non necessariamente, anche professionalità medio-basse, non si trovano, non c'è quindi la risposta immediata alle imprese. La giurisprudenza della Corte sull'articolo 4 risponde proprio a quel bellissimo tema che è stato prima evocato sulla occupabilità. In fondo dietro questo articolo c'è il grande tema della occupabilità. Vi invito a leggere, se capita, perché dobbiamo confrontarci con studiosi provenienti da altre discipline, un bel saggio di Serena Stacca, che dovrebbe apparire nella rivista trimestrale di diritto pubblico in via d'uscita, sull'articolo 4, che figura fra le norme dimenticate della Costituzione, ma non è affatto una norma dimenticata, è una norma di grande attualità che, come ho detto, coincide con questa valorizzazione della dignità, perché è una norma che ci insegna il rapporto fra i diritti e i doveri. E qui viene il mio richiamo ai giovani che devono essere attivi
che quindi devono imparare, ma in questo devono essere seguiti, devono essere aiutati, devono imparare a fruire di politiche attive. Il grande tema, se posso dire, il grande rimpianto di politiche attive che ancora non vedono la luce così come vorremmo vederle, ma certo, ecco, politiche attive che dovrebbero coinvolgere persone in formazione, oltre che persone che hanno perso il lavoro e magari in età cruciali della vita in cui non è facile riconvertirsi. Ecco, c'è quindi una modernità delle politiche occupazionali dietro una norma come l'articolo 4, che ho detto parla di diritti e doveri e quindi ci ricorda che non c'è solo il soggetto inattivo, privato del lavoro, di quella figura si occupa la Costituzione in altre norme, per esempio l'articolo 38, ma c'è, come dire, un ruolo della formazione professionale dietro questa norma che io mi sento di valorizzare. C'è da dire però che la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di formazione professionale non è ricchissima. C'è ora la ricordo anche perché prima la professoressa D'Orlando faceva riferimento a questa tensione fra centro e periferia, quando si parla di formazione professionale c'è sempre stato anche prima del riforma del titolo V una tensione, come si diceva, sulle competenze. C'è una giurisprudenza sui famosi contratti di formazione e lavoro, in cui appunto si discuteva di questa duplice competenza nella formazione regionale, nel lavoro, ordinamento civile, eccetera. Però non c'è dubbio che quella giurisprudenza ci induce un po' a riflettere su certi dilemmi che non sempre sono risolti nel rapporto tra Stato e Regioni. Naturalmente oggi questi dilemmi assumono una dimensione ancora più ampia. Non c'è dubbio che questo tema meriterebbe una riflessione a sé, cioè su quanto un tentativo di riaccentramento da parte dello Stato, per esempio con queste cabine di regia nazionali sulle politiche attive, sia una scelta opportuna o no, questo non sta a me giudicare. Però c'è una sentenza che io ho riletto recentemente e che ho poi ripreso per citarla a voi oggi, che è una sentenza del 1986, la sentenza 187 redatta da Greco, che in realtà si occupa di un altro tema, ma che ha dei passaggi che vorrei sottoporre alla vostra attenzione, perché lì era censurato l'articolo 11 della legge 604 dei licenziamenti sul 66 sui licenziamenti individuali, che prevedeva l'età di 55 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, anziché 60 per gli uomini. Quindi in sostanza la Corte si occupa di questa disparità di trattamento e nel parlare delle donne si sofferma sul termine attitudine, e noi lo conosciamo questo termine, no? L'attitudine professionale. Non si può ritenere che nel campo del lavoro, dice la Corte, abbia un carattere di staticità, tanto che le valutazioni che la riguardino restino fisse per sempre nel tempo. Com'è istruttivo questo messaggio? E soprattutto che i cambiamenti nell'organizzazione del lavoro e nelle tecnologie a volte, questo in realtà non sappiamo se è proprio così, dice il Greco fiducioso, liberano del tempo per le donne. Non sappiamo se questo è vero, questo forse non è vero, però è vero che la Corte dice che l'attitudine prescinde da presunta debolezza della donna. Quindi si sfata questa idea di un soggetto più debole nel mercato del lavoro e si fa un bellissimo panorama delle leggi che poi hanno valorizzato la donna anche nella formazione professionale, scrive la Corte, tanto è vero che si è arrivati alla legge 903 del 1977. Ecco, come vedete io sto cercando di mettere insieme una serie di tasselli. L'ultimo tassello è forse quello delle fonti internazionali, perché ricordo che l'Unione Europea ha sempre valorizzato quello che si chiama la certificazione delle competenze. Anche questo sembra un fatto marginale, ma non lo è. Cioè quanto è importante ricordare che c'è la libera circolazione, ancora una volta siamo
afflitti da un momento drammatico che ci fa perdere di vista le grandi conquiste dell'Europa, no? Allora chi impara, chi si professionalizza, deve certificare queste competenze che poi sono fruibili in altri ordinamenti, in altri paesi. Quindi questo è dietro anche il concetto di una libera circolazione virtuosa. Ma oggi il grande tema è probabilmente quello del legare la formazione professionale alla valorizzazione dell'economia verde. Non è un tema nuovo perché l'avevamo già visto nell'Europa 2020 ed è sfumato, se non su alcune energie rinnovabili, su qualche inizio di attività con i lavori verdi, come si diceva. Ecco, oggi si dice, e ho letto anche recentemente un bel libro di Occhino e Treu, che per esempio toccano questi temi, un libro fatto molto bene, secondo me una conversazione molto bella, perché proprio gli standard ambientali, ci viene detto anche in quel libro, ma anche in tante fonti europee, dovrebbero collegarsi con quelli sulle skills, cioè noi dovremmo avere queste politiche environmental friendly, ma dovremmo anche inserire i temi della sicurezza sul lavoro, per esempio, per questi lavoratori, della formazione professionale. C'è un bel manifesto di Colin Crouch che riprende anche questi temi. Allora, cosa voglio dire? Noi abbiamo sullo sfondo l'Europa, abbiamo le convenzioni OIL, perché non dimentichiamo che la formazione finalmente è entrata anche nell'ottica dei core level standards, come si suol dire, dell'OIL. Proprio in occasione del centenario, nel giugno del 2019, l'OIL ci ha riproposto questa terminologia, no? La formazione dovrebbe rientrare fra i grandi temi, quindi fra i grandi principi vincolanti poi per gli Stati indipendentemente dalla ratifica delle convenzioni. E poi c'è il Parlamento europeo che proprio ora, nel dicembre 2020, ci dice appunto se dobbiamo mandare avanti l'economia a bassa emissione di carbonio, se dobbiamo mantenere questo programma della sostenibilità ambientale, non dobbiamo dimenticare la sostenibilità sociale. Allora, ecco il grande tema da lanciare ai giovani, perché noi vorremmo che questi bellissimi temi, la sostenibilità, il rispetto della, quindi il trasferire questi vincoli ambientali anche nei vincoli sociali, noi vorremmo che tutto questo diventasse un po' più vincolante per gli Stati, siano Stati membri dell'Unione Europea, siano Stati che aderiscono alle convenzioni o che comunque sono nell'OIL. Ma noi vorremmo che forse queste linee guida sull'occupazione, di cui parleremo sempre più anche in vista del programma alla luce della pandemia, del recovery plan, che tutto questo fosse sempre più legato al tema della formazione professionale, con parametri un po' più precisi, se posso dire, e un po' più chiaramente vincolanti. E allora che cosa può fare la comunità scientifica? Ecco, io vedo nella vostra iniziativa un'ottima idea, perché la comunità scientifica deve essere propositiva, ecco, poco teorica e molto propositiva, secondo me, in questo momento. Deve proprio, per esempio, c'è una direttiva su di una due diligence che diventi vincolante. Questi sono temi del diritto del lavoro, oltre che di altre discipline. Noi dobbiamo avvicinare i giovani studiosi, dobbiamo fare in modo che loro si formino su questi temi, diffondano queste tematiche e magari si avvicinino anche alle persone ancora più giovani di loro, quindi torna il tema delle scuole, del trasmettere in modo semplice questi messaggi anche agli studenti delle scuole. Quindi io mi scuso se mi sono dilungata troppo, ma vi ringrazio davvero tanto perché, come forse avete capito dall'entusiasmo con cui vi parlo, sono veramente molto contenta che voi abbiate preso questa iniziativa con un programma di ricerca. Grazie davvero. Grazie Silvana per questo contributo pieno di passione che mi ha fatto ricordare anche come tu mi abbia lasciato un'impronta, nel senso che eri la commissaria del mio concorso di dottorato di ricerca, in quel di Bologna, l'abbiamo vinto io, Perulli e Gisella De Simone, tutte e tre diventati ordinari. Quindi
Certo, sì. Lo dico per i nostri giovani dottorandi che ci stanno ascoltando, che quindi auguro anche a loro un percorso così felice e fortunato di avere dei maestri e delle maestre così formativi. Allora, grazie per questo discorso che ha costruito un collegamento tra il periodo della ricostruzione, l'opera di Giugni per costruire un nuovo stato sociale e l'attualità adesso, lo sforzo che dobbiamo fare per affrontare le transizioni, la transizione verde, la transizione digitale, e quindi dobbiamo anche in questo caso, il presente affonda le radici nel passato, anche in questo caso dobbiamo accogliere la sfida dell'innovazione, dobbiamo inventare azioni nuove, azioni per attuare con nuovi equilibri i principi e i valori della Costituzione. Come dicevi tu, con nuovi equilibri, perché l'equilibrio non è un punto statico, è un punto dinamico e quindi cambia a seconda dei contesti di riferimento. Quindi grazie per questi preziosi insegnamenti, così come prenderemo in parola la disponibilità per la visita alla Corte Costituzionale, quindi porteremo i nostri studenti. E grazie anche per aver apprezzato la foto che è di Danilo De Marco, un fotografo friulano, e che è una foto che ci ha subito colpito perché, pur mostrando un uomo, ricorda il lavoro delle donne, perché questo bambino tenuto nelle braccia evoca immediatamente l'impegno, lo sforzo delle donne nel mondo del lavoro, che è appunto uno dei punti di riferimento di questa ricerca, perché non c'è dubbio che sono dei soggetti particolarmente fragili e vulnerabili nel mercato del lavoro, come dicono le statistiche sull'impatto della pandemia. Quindi ti ringraziamo per questo tuo contributo, siamo partiti alla grande, per cui adesso ci sono gli interventi dei colleghi udinesi che partecipano al PRIN. Ovviamente non potevamo far parlare tutti i colleghi, quindi ringrazio, perché parleranno la prossima volta, i professori Luigi Gaudino, Enrico Amati, la dottoressa Carmela Garofalo e la nuova assegnista di ricerca, appena vinto l'assegno di ricerca, la dottoressa Caterina Mazzanti, che appunto si aggiunge al gruppo di ricercatori del PRIN. Con l'occasione voglio anche ringraziare in primis la professoressa Valeria Filippi per il prezioso supporto sia di ricerca che organizzativo per questo PRIN, e ringrazio anche tutti coloro, ricercatori e personale amministrativo, che hanno reso possibile questo incontro. Allora, passiamo subito alla collega Elisabetta Bergamini, che parte dall'alto, cioè dal livello che sta sopra, perché lei è docente di diritto internazionale e quindi ci porta il suo contributo sulla formazione professionale nel diritto dell'Unione Europea. A te Elisabetta la parola. Allora, grazie mille, è un onore poter partecipare a questo convegno e sono molto lieta di prendere parte a questo progetto di ricerca più in generale. E è un po' un timore parlare dopo l'intervento della professoressa Sciaga, che mi ha estremamente entusiasmato, anche perché ha ripreso molti dei punti che io adesso in realtà pensavo di affrontare, proprio per riconoscere questa importanza a quello che è il diritto dell'Unione Europea e all'intervento che c'è stato negli anni dell'Unione Europea su queste tematiche correlate alla formazione. Io cercherò di essere breve e puntuale, ho preparato alcune slide, ma vi assicuro che sono molto poche e cercano proprio soltanto di sottolineare i profili più rilevanti, e quindi io condividerei immediatamente, confidando che funzioni il sistema, le mie slide sulla formazione professionale nel diritto dell'Unione Europea, perché l'inquadramento generale che cerco di dare è appunto di partenza di come si diceva anche prima nel precedente intervento della professoressa Sciarra, che l'Unione Europea già quando era Comunità Economica Europea si occupava di queste tematiche. Infatti, come vedete, la formazione professionale in particolare era già stata riconosciuta come un settore di intervento comunitario nel Trattato Istitutivo di Roma.
Quindi la Comunità Economica Europea si rende conto sin da subito che se la libera circolazione dei lavoratori è, e sappiamo esserlo, uno dei pilastri fondanti di quello che era il mercato interno, quindi il primo risultato raggiunto dalla Comunità Economica Europea, se dobbiamo garantire la libera circolazione dei lavoratori, dobbiamo necessariamente, come corollario, dare la possibilità alla Comunità Economica Europea di occuparsi del tema della formazione professionale. È in realtà abbastanza particolare, se vogliamo fare un parallelo, il fatto che invece, mentre la formazione professionale era sin dall'origine compresa negli obiettivi del trattato, l'istruzione è stata formalmente riconosciuta come area di competenza solo in esito al Trattato di Maastricht del 92. Quindi la vocazione in effetti della Comunità Economica Europea è sempre stata più portata all'aspetto della formazione piuttosto che all'aspetto dell'istruzione, che è stato inserito più recentemente. Cosa succede oggi allora? Oggi succede che il Trattato di Lisbona, che è, come ben sapete, l'ultima versione di questa evoluzione partita con il Trattato di Roma, il Trattato di Lisbona non fa che ribadire il ruolo dell'Unione Europea in materia di formazione, riprendendo in quelli che sono gli attuali articoli 165 e 166 dei principi che noi trovavamo già nelle versioni precedenti dei trattati. Quindi da questo punto di vista il Trattato di Lisbona non è che vada a modificare, a intervenire in maniera creando delle soluzioni di continuità rispetto a quella che era la realtà preesistente, si ribadisce il ruolo dell'Unione Europea, si riprendono quelle che erano le previsioni contenute nei precedenti trattati e si stabilisce cosa? Che i paesi dell'Unione Europea sono responsabili dei contenuti dell'organizzazione e di tutto quello che è il settore istruzione e formazione professionale nazionale. Quindi vuol dire che l'Unione Europea in realtà si riserva un ruolo non di azione di competenza esclusiva, quindi di azione unica e diretta in questo settore, ma l'Unione Europea si riserva un ruolo di integrare le azioni degli Stati membri, quindi un ruolo di coordinamento, di appoggio. E per quello che ovviamente questo ruolo dell'Unione Europea, come andremo a vedere anche nelle evoluzioni ultime attuali, è un ruolo che non esclude minimamente quello che è l'importante ruolo intervento per parte degli Stati, anzi delle due è un ruolo appunto di affiancamento, di appoggio e di integrazione. Lo vediamo bene anche, e questo è effettivamente qualcosa di nuovo per certi profili, nella cosiddetta clausola sociale orizzontale, che è contenuta nell'articolo 9 del TFUE, articolo 9 che recita, come potete vedere nella slide, appunto questo concetto per cui la definizione e l'attuazione delle politiche dell'Unione deve essere fatta tenendo in mente degli obiettivi trasversali. In questo senso una clausola sociale orizzontale perché in tutte le politiche ed azioni, il che vuol dire dalla politica ambientale alla politica di tutela dei consumatori, a tutta la politica in materia di concorrenza e così via, l'Unione deve tenere conto di queste esigenze trasversali che assumono questa rilevanza fondante e sono per l'appunto, per quello che qui ci interessa, le esigenze correlate a promuovere l'elevato livello di occupazione, a garantire l'adeguata protezione sociale e quindi proprio vediamo quelli che sono i valori su cui si basa quello che è il progetto di cui stiamo discutendo oggi, lotta contro l'esclusione sociale e garantire un elevato livello di formazione, fra l'altro. Quindi possiamo dire da questo punto di vista che il Trattato di Lisbona sicuramente rinnova questo approccio dell'Unione Europea andando a sottolineare la necessità di un intervento trasversale non soltanto limitato alla materia politica sociale in quanto tale, ma una necessità di tenere in considerazione questi elementi in tutti gli altri
settori che in qualche modo potrebbero andare a intervenire, a interferire ancora meglio su quelle che sono queste esigenze che rivestono questo ruolo fondamentale. In tutto questo non possiamo poi dimenticare quello che è il ruolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Carta dei diritti fondamentali che è stata a suo tempo proclamata a Nizza nel 2001 e che, come ben sapete, ai sensi dell'articolo 6 del Trattato sull'Unione Europea, grazie al Trattato di Lisbona, ha ora lo stesso valore giuridico dei trattati. Quindi anche qui ritroviamo degli elementi che ovviamente tendono a rafforzare la nozione di esigenza fondamentale da garantire a questi profili, e li ritroviamo negli articoli 14 e 15 della Carta dei diritti fondamentali. L'articolo 14 è quello che sottolinea il diritto di ogni persona all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale continua, quindi con questo concetto di lifelong learning correlato anche alla formazione professionale, che è uno degli elementi fondanti, se vogliamo, degli interventi dell'Unione Europea negli ultimi anni, quantomeno. Correlato ovviamente, la formazione è quella che ci porta all'articolo 15, che stabilisce il diritto di ogni persona di lavorare ed esercitare una professione liberamente scelta o accettata. Quindi la stessa Carta dei diritti fondamentali in qualche modo possiamo dire che rafforza questo approccio dell'Unione Europea nei confronti della formazione. Come è intervenuta l'Unione Europea in questi settori? Allora, se non ha una competenza esclusiva, ha sicuramente una competenza concorrente e affiancata di intervento, e lo vediamo bene se ad esempio andiamo ad analizzare quello che è avvenuto in tema di creazione di agenzie decentrate. Quindi già nel 1975 è stato istituito il Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione Professionale, cosiddetto CEDEFOP, che ha sede a Salonicco, istituito nel 1975 ma proprio recentemente riformato con un regolamento del 2019, ed è un centro, un'agenzia specializzata dell'Unione Europea che si occupa di formazione professionale con questo approccio di natura tripartita, quindi che prende molto da quelli che sono i tradizionali approcci giuslavoristici, governato da un consiglio composto da rappresentanti sì dei governi, ma non solo dei governi, anche da rappresentanti dei datori di lavoro e lavoratori dei paesi dell'Unione Europea, quindi un diretto coinvolgimento delle parti sociali e al contempo un intervento, un coinvolgimento diretto della Commissione Europea. Questa agenzia decentrata ha l'obiettivo di sostenere la Commissione, quindi da qui la necessità di far intervenire la Commissione Europea in quanto tale, perché la Commissione è poi quella, come si è detto prima giustamente, che con le varie agende di lavoro cerca di organizzare l'evoluzione del diritto dell'Unione Europea. Quindi questa agenzia decentrata sostiene la Commissione Europea e le altre istituzioni e organizzazioni dell'Unione e gli Stati membri nel promuovere appunto nello sviluppare, attuare le politiche dell'Unione Europea in campo di istruzione e formazione professionale. Quindi questa è stata una delle prime agenzie, il che ci porta ulteriormente a sottolineare come l'approccio dell'Unione Europea sia stato sin dagli anni 70, in cui avevamo ancora questa realtà di forte, ad esempio, immigrazione da parte dell'Italia per la ricerca del lavoro, ma non solo dell'Italia, ovviamente anche di altri Stati membri, e quindi una esigenza sentita all'interno di quella che al tempo era la Comunità Economica Europea di promuovere la formazione professionale anche mediante la creazione di un'agenzia specializzata. Se questo era in origine più una necessità interna all'Unione Europea, vediamo che poi in tempi più recenti è stata istituita anche la Fondazione Europea per la Formazione Professionale, che ha sede a Torino, istituita operante dal 1994, che si occupa della stessa tematica ma con l'approccio esterno. Quindi noi
come Unione Europea non possiamo limitarci ovviamente con l'attuale situazione del mercato del lavoro a guardare all'interno dell'Unione Europea, ma dobbiamo guardare anche all'esterno. Quindi questa Fondazione Europea ha come obiettivo quello di assistere i paesi terzi, in particolare tutto quello che è Europa balcanica sudorientale, ma anche l'area del Mediterraneo meridionale orientale e l'Asia, per certi profili ovviamente soltanto più vicini a noi, quindi in totale 29 paesi. Questa fondazione si occupa di aiutare questi paesi e assisterli nel riformare i loro sistemi di formazione professionale e mercato del lavoro. Quindi agisce nell'ambito delle relazioni esterne dell'Unione Europea, sostenendo questi paesi che molto spesso hanno degli accordi di associazione o cooperazione con l'Unione Europea stessa per la formazione professionale di quelli che sono lavoratori che poi molto spesso entrano all'interno del mercato del lavoro dell'Unione Europea stessa. Allora, cercando di arrivare al termine del mio intervento per non rubare spazio agli altri relatori, una sola sottolineatura su uno degli ultimi sviluppi, che è l'Agenda Europea per le Competenze, nota appunto come Agenda Europea per le Competenze, che è stata divulgata nel luglio 2020, che in realtà ha come titolo complesso questa agenda per le competenze per l'Europa, per la competitività sostenibile, equità sociale e resilienza. È un'agenda all'interno della quale la Commissione propone 12 azioni da cercare di raggiungere nei prossimi 5 anni. Prima si diceva l'agenda 2020 non è stata, forse non ha portato i risultati che ci si augurava, che si auspicava. Speriamo che questi nuovi interventi come questa agenda per le competenze riescano a raggiungere risultati migliori, e fra queste 12 azioni concrete che la Commissione propone c'è ad esempio la necessità di una raccomandazione del Consiglio relativa appunto a istruzione e formazione professionale per la competitività sostenibile, equità e resilienza, che si focalizza sulla necessità di un nuovo approccio per rendere istruzione e formazione professionale più moderne. E qui mi collego a quello che diceva già prima anche la professoressa Brollo, cioè la necessità di adeguarsi a quelle che sono le evoluzioni dell'era digitale, della transizione verde, quindi tutto quello che è la necessità di evoluzione che noi vediamo molto nel campo della formazione, correlata alla digitalizzazione delle competenze e anche, quindi non soltanto alla digital economy, ma anche alla green economy, alla transizione verde. E quindi io chiudo con le parole della Presidente della Commissione Europea, e proprio in occasione della presentazione di questi nuovi documenti per queste nuove agende in tema di formazione, correlato anche a quello che lo stesso vicepresidente della Commissione ha detto: per questa crisi senza precedenti è necessaria una risposta senza precedenti. La Presidente della Commissione Europea ha in questo discorso recente sottolineato proprio che il migliore investimento per il futuro è l'investimento nelle persone, quindi nelle persone vuol dire nella formazione, nell'attribuzione di competenze alle persone che lavorano, che operano all'interno dell'Unione Europea. E se l'Unione non è ancora del tutto pronta, in qualche modo la crisi ha dimostrato che forse non c'erano ancora, non erano stati pienamente approntati tutti gli strumenti, c'è questa promessa di utilizzare tutti gli strumenti e fondi a disposizione per ristabilire questo equilibrio, e quindi la speranza è proprio che i nuovi interventi dell'Unione Europea nel settore della formazione in particolare, necessari per riequilibrare quella che è la situazione attuale, riescano a raggiungere dei risultati migliori, più soddisfacenti di quello che è avvenuto con alcuni degli interventi precedenti, magari invece riallineandosi alla forte evoluzione spinta che è stata data dall'Unione Europea nei precedenti decenni. Io chiudo qui e ringrazio per l'attenzione.
Grazie alla professoressa Bergamini per questo contributo che ha tratteggiato la cornice europea e l'importanza di questa nuova agenda per le competenze, che indica in modo chiaro che il cuore per la ripresa sostenibile è l'investimento su quello che gli economisti dicono il capitale umano, il capitale sociale, cioè l'intelligenza naturale. Quindi tanto più entriamo in una società dell'intelligenza artificiale, tanto più diventa importante l'intelligenza naturale e quindi la centralità dell'istruzione, della formazione. Rimaniamo sempre al livello alto delle fonti e quindi è con grande piacere che cedo la parola al collega amico Ludovico Mazzarolli, professore ordinario di diritto costituzionale, che ci tratteggerà il quadro della rilevanza del lavoro nella nostra Costituzione. Prego Ludovico. Grazie alla professoressa Brollo, ringraziando anch'io moltissimo per l'invito a questo primo webinar della sede dedicata a un tema di enorme rilievo, ma che siccome declinato in inglese non ho ben compreso. Osservo che il titolo del mio intervento, Lavoro e formazione professionale nella Costituzione italiana, è già il risultato finale di un compromesso tra quello originariamente pensato dalle gentili organizzatrici, tutte cultrici del diritto del lavoro, e quello con il quale avevo rilanciato io, con l'animo costituzionalistico che mi contraddistingue da sempre. In realtà, poi, pensando a cosa dirvi in questa sede, senza ripetere cose a tutti già note e senza voler bruciare argomenti affidati ad altri relatori, ho ritenuto di potere e dovere mischiare le carte, nonché un po' conseguentemente temi e titoli. Vorrei far notare a chi mi ascolta un dato che emerge dalla sola interpretazione letterale, ma consentitemi ancor prima, mi verrebbe da dire, dalla sola interpretazione visiva della Costituzione italiana. Se lasciate perdere la parte seconda della Costituzione, quella dedicata all'ordinamento della Repubblica, in quanto tale suscettibile di essere modificata senza destare particolari emozioni in nessuno, se lasciate da un lato la parte seconda, rimanete con i soli principi fondamentali, gli articoli dall'1 al 12, e con la sola parte prima della Costituzione interamente dedicata ai diritti e ai doveri dei cittadini. Ebbene, tra i principi fondamentali, ripeto, solo 12 articoli per soli 22 commi complessivi, avete mai fatto caso che di diritti tra i principi fondamentali non si parla se non in due sole occasioni, che sono, seppure assai diverse tra di loro, le stesse due sole occasioni in cui si fa riferimento ai diritti e ai doveri congiuntamente intesi. Riprendo anch'io qui ciò che ha detto la professoressa Sciarra. La prima tra le due occasioni in cui si parla di diritti e doveri tra i principi fondamentali, lì ci sta a pennello, risulta di logica collocazione e non stupisce nessuno, perché tra i diritti inviolabili dell'uomo, cui si riferisce l'articolo 2 della Costituzione italiana, così come i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, sempre richiamati nell'articolo 2, questi sono palesemente principi fondamentali, cui non per niente si uniforma al resto della Carta Costituzionale in sue disposizioni le più varie, per esempio laddove richiama la libertà personale, la libertà di domicilio, la libertà di corrispondenza, il diritto di difesa e anche il diritto alla salute, che è qualificato addirittura esso stesso come fondamentale, ancor più che come inviolabile.
Però tra i principi fondamentali, oltre ai diritti inviolabili dell'uomo e oltre ai doveri che ho appena menzionato, trovate un po' di tutto, dalla bandiera italiana di 3 colori composta all'articolo 3 sul principio di eguaglianza, ma solo un altro diritto e un altro dovere. Con l'ulteriore peculiarità di avere questo altro diritto e altro dovere lo stesso complemento di specificazione, perché si tratta del diritto di lavorare e del dovere di lavorare. Sebbene troviate letteralmente scritto, nel primo comma dell'articolo 4, il diritto al lavoro e nel comma 2 il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione, volgarmente un lavoro, che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Domanda che viene immediata solo a guardare i principi. Perché tra questi solo il diritto di lavorare e il dovere di lavorare? E, che so, non c'è il diritto all'habeas corpus, non c'è il diritto alla manifestazione del pensiero, non c'è il diritto di difesa, non c'è il diritto di voto, non c'è il dovere che la Corte Costituzionale ha sempre ritenuto il più alto di tutti, cioè il dovere di difendere la patria, dovere sacro, da parte del cittadino. Sono tutti relegati, tra virgolette, altrove, cioè tutti nella parte prima, dedicata interamente ai diritti e ai doveri dei cittadini. Però il diritto e il dovere di lavorare sta nei principi fondamentali. E la risposta credo che la si possa trovare nella più trascurata oggi porzione di disposizione costituzionale, quella di cui all'articolo 1, comma 1. Non già chiaramente dove ci si riferisce al carattere democratico della Repubblica, che tutti continuamente e incessantemente ricordano, ma dove si sostiene che la Repubblica è fondata sul lavoro. Formula che oggi è per lo più o irrisa o dimenticata, che si deve al democristiano Fanfani, che cercò una mediazione che potesse accontentare i comunisti e i socialisti, che avrebbero voluto vederci scritto, anche questo lo ha ricordato la professoressa Sciarra, Repubblica dei lavoratori, e chi avrebbe preferito non trattare lì del lavoro, magari piuttosto sottolineando all'inizio le radici cristiane dell'Italia repubblicana. Nel corso degli anni qualcuno, scherzando, ha detto che da fondata sul lavoro l'Italia si è trasformata in una repubblica seduta sul lavoro. Ma tornando alle cose serie e ai costituenti, e considerando insieme gli articoli 1 e 4, l'intento di allora era e rimane chiarissimo. L'apertura della Carta Costituzionale, l'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro. Il principio repubblicano e il principio democratico sono coniugati insieme, congiuntamente al principio lavorista. Ancor prima di far cenno al principio dell'inviolabilità di alcuni diritti, ancor prima di far cenno a quello della inderogabilità di taluni doveri, ancor prima di far cenno addirittura al principio di eguaglianza. È per questo, allora, per quei 3 principi, quello repubblicano, quello democratico, quello lavorista, trattati, ripeto, più che insieme addirittura congiuntamente. È per questo che il più appariscente articolo 4 dice quel che dice. È per questo
che il diritto e il dovere al lavoro sono le uniche situazioni giuridiche soggettive, per così dire di carattere particolare, che compaiono tra i principi fondamentali. È per questo che le parole lavoro e lavoratore sono le più citate e le più variamente declinate in Costituzione dopo il termine legge. È per questo che, a mio personalissimo e sicuramente non da molti condiviso parere, la cosiddetta dignità del lavoro, che era il tema originale che avrei dovuto affrontare, non aveva affatto a che vedere, almeno in origine, con il comodo si lavora, ma aveva a che fare con il lavoro in se stesso, a sottolineare la pari dignità di tutte e tra tutte le attività lavorative. È per questo, sempre per quella coniugazione a tre di quei tre principi, che a fronte di una Costituzione in continua trasformazione, data la giusta necessità di interpretarla evolutivamente, si deve smettere di trattare demagogicamente e in modo spesso politicamente orientato il principio lavorista, non tenendo nel dovuto conto, nello scriverne e nel dirne, di fenomeni come quello incessante della globalizzazione dell'economia, che segue, o meglio, che è seguito dalla globalizzazione perfino del virus, della via più incalzante e progressiva privatizzazione del lavoro, del fallimento di pressoché tutte le politiche del lavoro che hanno provato ad imperniarsi su una regolamentazione pubblica dell'iniziativa economica e su una regolamentazione pubblica dell'esercizio di un'attività economica, del fallimento lento ma inesorabile di un'antiquata politica sindacale che si dimostra talmente incapace di seguire la trasformazione dei tempi, venendo i sindacati paradossalmente abbandonati in primis dai lavoratori, che si vedono sempre più rappresentati da qualunque altro fenomeno tranne che da quello sindacale. Dell'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea lo abbiamo appena sentito, che fa del principio della libera concorrenza uno dei suoi principi fondamentali, che fa del libero mercato e del divieto degli aiuti di Stato due dei cardini su cui essa Unione Europea si regge, dell'incapacità dello Stato di gestire anche produzioni e per lo più progettazioni che sarebbero di per sé di assoluto interesse pubblico, ma sono troppo costose per il bilancio, non sono coperte da entrate sufficienti e adeguate, nel mentre il debito pubblico non fa che crescere. È per questo che il principio lavorista, che resta cardine, ma che va interpretato in maniera adeguatrice, non può che affidarsi oggi assai di più al principio personalista di quanto non fosse ipotizzabile 30, 40 o 50 anni fa. È per questo, infine, che tutto ciò detto, terminato essendo il tempo a mia disposizione, vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto cordialmente. Grazie Marina. Grazie al professor Mazzarolli che ci ha come al solito dimostrato il bello del pluralismo critico e il bello dell'interpretazione anche differente dei concetti della nostra Costituzione. Ovviamente nel dibattito non c'è dubbio che a monte entrambi diamo importanza fondamentale al lavoro. Il problema è come in concreto quali azioni fare per far sì che l'investimento in questo fattore diventi cruciale per appunto una società sostenibile nel senso indicato dall'Unione Europea.
rimaniamo sempre nel contesto costituzionale per affrontare quello snodo critico che è già stato anticipato, che è quello della formazione professionale tra Stato e Regioni. Ce ne parla il professor Dimitri Girotto, che è professore associato di diritto costituzionale. Prego Dimitri. Grazie Marina, mi sentite? Sì, credo di sì. Ecco, innanzitutto un cordiale saluto a tutti e un ringraziamento per l'invito a Marina Brollo e a Valeria Filì a questo seminario che consente a mio avviso anche di apprezzare nel contesto, diciamo, dell'organizzazione anche degli altri eventi che sono a calendario, l'importanza del tema prescelto per lo sviluppo del PRIN, cioè quando si aderisce ad un progetto di ricerca, se non si è i diretti promotori, a volte, parlo per esperienza diretta, non è facilissimo comprendere quali potrebbero essere poi le reali finalità del progetto e quali potrebbero essere gli output. E io credo che proprio questa prima tornata di eventi possa invece rivelarsi molto utile allo scopo. Ora, il tema di oggi ci impone inevitabilmente, ma è già stato detto prima dalla professoressa Sciarra e dalla direttrice professoressa D'Orlando, di prendere in esame la giurisprudenza della Corte Costituzionale. Ora, si dice in tempi abbastanza recenti che il diritto costituzionale in generale sta diventando sempre di più un diritto giurisprudenziale. Ora, questo è sempre più percepibile per il diritto costituzionale in generale, ma è sempre stato percepibile per quanto riguarda invece quel settore del diritto costituzionale che è il diritto regionale, cioè da sempre nel riparto di competenze tra Stato e Regioni, anche prima della riforma del titolo quinto, il ruolo della Corte Costituzionale è stato centrale. Io ho fatto ieri una verifica così molto rapida. Ad oggi, 2021, sono stati depositati complessivamente finora, tranne stamattina, non lo so, 62 provvedimenti della Corte Costituzionale tra sentenze e ordinanze. Ebbene, 34 di questi interessano in qualche modo il contenzioso tra Stato e Regioni. Vuoi il giudizio in via incidentale, vuoi il giudizio in via principale, naturalmente in larga parte, vuoi anche il conflitto tra Stato e Regioni. Cioè questo dimostra che ancora oggi, non dopo 1 anno o 2 anni dall'entrata in vigore della riforma del titolo quinto, ma nel 2021, il tema del riparto di competenze continua ad affaticare i giuristi, ad affaticare prima di tutto il legislatore e ad affaticare anche la stessa Corte Costituzionale, distogliendo probabilmente anche tempo ed energie per, diciamo, il ruolo di tutela, di garanzia dei diritti anche fuori dallo stretto contesto del contenzioso tra ente centrale ed enti territoriali. Quando entra in vigore la riforma del titolo quinto viene innovato un quadro che per quanto attiene alla formazione professionale prima si fondava su un inciso contenuto nell'articolo 117 che riservava alle regioni la potestà legislativa concorrente in materia di istruzione artigiana e professionale. Prima ancora però dobbiamo citare l'articolo 35 dove si impegna la Repubblica, quindi tutti gli enti costitutivi della Repubblica, a curare la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Sono stati citati prima i costituenti, a me piace citare Aldo Moro che rispetto all'articolo 35, rispetto alla formazione professionale, parlava proprio della necessità di formare mentalità e tecnica di giovani e anziani, quindi non un concetto di formazione professionale relegato su basi anagrafiche, ma un qualcosa in progress, in continuo in divenire e quindi anche riferito all'attività lavorativa nel suo svolgimento concreto. Ecco, in tema di istruzione artigiana professionale c'era una giurisprudenza abbastanza sviluppata della Corte Costituzionale, si cita spesso una pronuncia del 1989, la 372 sull'ordinamento delle guide alpine, laddove si valorizzava l'intervento del legislatore regionale, salve però le esigenze di coordinamento per standard minimi
e verifiche per il rilascio di titoli abilitativi a valenza su scala nazionale. Entrata in vigore la riforma del titolo quinto, la formazione, l'istruzione e la formazione professionale rientra tra le poche materie, verrebbe da sottolinearlo, che vengono riconosciute come attribuite alla potestà legislativa residuale delle regioni, cioè a quell'insieme di ambiti non esplicitamente menzionati dalla Carta, nei quali la potestà legislativa regionale dovrebbe esplicarsi al massimo livello. Se non che vale anche per la formazione professionale quello che si dice, che si predica con riferimento ad altre materie riconducibili alla potestà residuale, e cioè che potestà residuale non equivale a potestà esclusiva. Perché? Perché sono molte le occasioni di intreccio tra la formazione professionale ed altri ambiti che possono essere ricondotti ad esempio alla potestà esclusiva statale in tema di ordinamento civile, alla potestà esclusiva in tema di norme generali sull'istruzione e anche ad ambiti di potestà concorrente. Pensate alla tutela e alla sicurezza del lavoro, pensate all'istruzione e pensate al tema delle professioni in senso ampio. Su questo, cioè sulla lettura, su quale che debba essere la lettura preferibile delle varie disposizioni del titolo quinto, oggi disponiamo di un catalogo abbastanza nutrito di pronunce del giudice delle leggi, a partire da una sentenza che è stata menzionata anche prima dalla professoressa Sciarra, che è la 50 del 2005, in tema di apprendistato, di contratto di inserimento e di tirocini estivi. Questa è la prima occasione nella quale in modo molto chiaro la Corte Costituzionale cerca di inquadrare il nucleo essenziale della competenza regionale, ascrivendola alla istruzione, alla formazione professionale pubblica, che però può essere impartita in istituti pubblici, ma anche in strutture private convenzionate, distinguendo però questo ambito dalla formazione aziendale, che è viceversa riconducibile al rapporto sinagramatico tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, e quindi va ascritta alla materia ordinamento civile. Senza contare che, come quando ad esempio si parla di limiti all'assunzione di apprendisti nel quadro di un'impresa, vi subentrano problematiche che sono afferenti alla tutela del lavoro, quindi materia di competenza concorrente e non esclusiva regionale. Ecco, in questa sentenza la Corte Costituzionale tratteggia un quadro abbastanza completo, giungendo relativamente ad alcune disposizioni ad accogliere le censure regionali, soprattutto nella parte riguardante i cosiddetti tirocini estivi, che la Corte ritiene totalmente privi di collegamento con rapporti di lavoro e non preordinati in via immediata ad eventuali assunzioni, e quindi afferenti alla formazione professionale di competenza esclusiva delle regioni. E con la sentenza immediatamente successiva, la 51 del 2005, la Corte censura un finanziamento pubblico statale che andava a interferire, diciamo, in forma vincolata sull'organizzazione della formazione professionale, e lì la Corte si inserisce in un filone giurisprudenziale che aveva già preso avvio qualche anno prima, che è volto a precludere allo Stato di prevedere finanziamenti diretti a destinazione specifica in ambiti di competenza legislativa regionale. Qui la Corte si avvede chiaramente che se non si interviene dal punto di vista legislativo, ma si interviene con provvidenze economiche, comunque si realizza un'interferenza, perché si orienta per altra via l'azione del legislatore regionale e anche della stessa amministrazione regionale. Quindi la 50 e la 51 del 2005 vanno in qualche misura a completarsi. Altro tema di intersezione possibile è quello riguardante la tutela delle professioni. Qui ormai la giurisprudenza è copiosa. La Corte ha affermato chiaramente che l'individuazione delle figure professionali appartiene
alla competenza del legislatore statale, idem dicasi per i profili relativi e i titoli abilitanti, ma questo non esclude che, una volta definito il quadro generale dell'ordinamento professionale, l'aspetto della formazione possa vedere la partecipazione del legislatore regionale. C'è una sentenza abbastanza recente, la 209 del 2020, una legge della Regione Marche, che prevedeva alcune forme di accordo col Servizio Sanitario Regionale per progetti sperimentali, cito testualmente, per l'inserimento di trattamenti osteopatici nell'ambito delle discipline ospedaliere. Quindi la formazione era quella, la professione era quella dell'osteopata e del chiropratico. La Regione Marche aveva previsto delle forme di collaborazione tra gli enti del Servizio Sanitario Regionale. La Corte ritiene, anche qui cito testualmente, che tali progetti non implicano l'anticipazione dell'esito della definizione dello statuto della figura professionale dell'osteopata, e quindi siamo in materia di formazione professionale, non siamo in materia di definizione dello status di quella professione. Altra pronuncia importante che vi segnalo è una sentenza del 2010 sul cosiddetto apprendistato professionalizzante. Entra in vigore una norma statale che rimette esclusivamente alla contrattazione collettiva la definizione di determinati aspetti, e qui l'intervento della Corte è a difesa del legislatore regionale. La cosa singolare che è una difesa non solo e non tanto nei confronti dello Stato, quanto della contrattazione collettiva. Cioè la Corte dice: va bene ovviamente l'intervento della contrattazione collettiva, ci mancherebbe, ma ci sono profili di aspetto diciamo pubblicistico che chiamano in causa il ruolo di stimolo e di controllo che alle regioni va riconosciuto ex articolo 117 quarto comma, quindi potestà ancora una volta legislativa residuale regionale. Negli ultimi anni io credo che l'attenzione e la valorizzazione di questa potestà legislativa e degli ambiti in cui essa può inserirsi si sia fatta più evidente. Menziono ad esempio una pronuncia del 2012 sui tirocini formativi e di orientamento. Qui le parole del giudice costituzionale sono chiare, cioè si parla di competenza in tema di formazione professionale e si dice espressamente che il nucleo di tale competenza, che in linea di principio non può venire sottratto al legislatore regionale, cade sull'addestramento teorico e pratico offerto o prescritto obbligatoriamente al lavoratore o comunque a chi aspiri al lavoro. E in tal modo questa sfera di competenza viene a distinguersi sia dalla competenza concorrente in materia di istruzione, sia da quella in materia di professione. E con questa pronuncia la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità di alcune disposizioni di legge statale che, scendendo nello specifico, pretendevano di individuare alcune categorie di soggetti potenziali fruitori dei tirocini formativi e di dettare anche delle norme sulla durata massima di questi tirocini. Quindi abbiamo pronunce che si sforzano in un quadro costituzionale che non è chiaro, questo l'abbiamo detto tante volte e non sempre però dipende dalla negligenza, dalla trascuratezza del legislatore costituente, ma qualche volta anche dall'ambiguità stessa fisiologica, ineliminabile di determinate espressioni linguistiche. E diciamo in questo contesto la Corte Costituzionale giunge a ritagliare una serie di spazi per il legislatore regionale. C'è una pronuncia abbastanza recente del 2017 su una legge della provincia autonoma di Bolzano che disciplinava le attività dei medici tutori nei corsi di formazione in medicina generale. Qui addirittura veniva invocato un contrasto con la normativa europea. La Corte distingue i profili, la Corte dice un conto è il possibile contrasto con la disciplina europea, che nel caso
di specie, preciso io, non sussiste e non è stato correttamente argomentato nel ricorso. Un conto è la formazione professionale che viceversa appartiene alla potestà legislativa nel caso di specie della provincia in forza dello statuto di autonomia. Quindi, tirando un po' le fila di questo ragionamento, si può dire che proprio la giurisprudenza della Corte dimostra probabilmente l'utilità dell'attribuzione alle regioni di questa potestà legislativa di carattere residuale. Cioè, se guardiamo gli esempi che la Corte si è trovata ad esaminare, riscontreremo che si tratta di aspetti, spesso, non sempre, ma spesso, di aspetti specifici che sono declinati dal legislatore regionale sulla base di altrettante specificità territoriali, economiche, socioculturali che sono proprie della regione. E quindi, in definitiva, se vi è un ambito di differenziazione regionale, direi fisiologica, questo è rappresentato anche da questo settore, cioè dal settore della formazione professionale. Quindi un riparto di competenze difficile, frutto dell'intersezione di diversi titoli che entrano in contatto tra di loro, e questo la Corte ce lo insegna molto chiaramente, ma anche un ambito che forse, a differenza di altri, rende a mio avviso più evidente rispetto, ripeto, ad altri aspetti dell'attività legislativa, l'utilità della differenziazione e della specificità regionale a tutela proprio della formazione, dell'elevazione sociale del lavoratore, del suo ingresso nel mercato del lavoro e della sua permanenza nel mercato del lavoro. Vi ringrazio. Grazie al professor Girotto per il suo contributo. Vi porto i saluti del magnifico rettore che ha dovuto lasciarci per un altro impegno. Comunque ricordo a tutti che oggi siamo in diretta su Teams, ma il video sarà poi riproposto in differita sul canale YouTube dell'Università di Udine, Play Uniud. Quindi troverete le registrazioni di questo evento su Play Uniud. Allora, perché siamo partiti dalla professionalità rispetto a un progetto di ricerca che riguarda la povertà nel lavoro? Ma abbiamo voluto subito anticipare l'idea forte della nostra ricerca. E l'idea forte è che la professionalità rappresenti una sorta di bisogno sociale, una forma di riscatto contro la povertà. Pertanto siamo partiti subito con questo, concentrandoci su questo tema, mentre gli interventi, i webinar successivi si occuperanno della nozione, identificazione della povertà, del concetto di lavoro decente e delle altre politiche assistenziali di contrasto al lavoro povero, mentre noi parliamo subito di quella che secondo noi è l'azione principale. E rispetto a questo tema molto importante è il contributo della professoressa Filì, professoressa ordinaria di diritto del lavoro nel nostro Ateneo, che ci parla proprio della professionalità nel mercato del lavoro, quindi non solo nel rapporto di lavoro, ma anche come protezione nel mercato del lavoro. Prego Valeria. Grazie Marina, sono molto contenta di parlare e di raccogliere il testimone che mi è stato consegnato dai relatori e dalle relatrici che mi hanno preceduto, perché proprio è un puzzle che si sta componendo, e quindi partiamo ragionando di professionalità come strumento di occupabilità e quindi professionalità nel mercato del lavoro. E io vorrei partire da un'affermazione che poi cercherò in qualche modo di dimostrare, seppure molto velocemente. L'affermazione è questa, che le coordinate imprescindibili di un moderno mercato del lavoro in grado di accompagnare e non subire le transizioni occupazionali ruotano proprio intorno al concetto di professionalità. In questa affermazione io voglio evidenziare 3 concetti, parole chiave. Il concetto di moderno mercato del lavoro, il concetto di transizioni occupazionali e
e poi il concetto di professionalità. Allora parto dal concetto di moderno mercato del lavoro, dicendo cose che ovviamente molti di voi sanno, ma per cercare di appunto dare un senso poi all'epilogo e alla formazione da cui sono partita. Moderno mercato del lavoro, certo, perché la rivoluzione tecnologica ha cambiato moltissimo, ormai non facciamo che parlare di industria 4.0, intelligenza artificiale, internet delle cose, sviluppo delle piattaforme digitali. Ma ancora, come è stato accennato anche prima, la globalizzazione dei mercati, tema arcinoto ormai, che però nella pandemia si è svelato in tutta la sua crudezza, come è stato anche detto. La competizione internazionale, il lavoro agile, anche detto smart working, i flussi migratori inarrestabili, nonostante ancora alcuni credano di poter costruire muri addirittura in mezzo al mare. I cambiamenti climatici, l'invecchiamento della popolazione italiana ed europea, che è un grosso problema con cui ci dobbiamo confrontare, la bassa natalità, specie italiana, a fronte di un fenomeno diverso e controcorrente rispetto a questo, di un incremento della popolazione nelle zone più povere del pianeta. Tant'è che i demografi, per esempio, penso a Livi Bacci, l'hanno chiamato il pianeta stretto. Queste grandi trasformazioni, che sono esplose negli ultimi anni, hanno fatto cambiare fisionomia al mercato del lavoro italiano ed europeo. E in questo contesto le regole del diritto del lavoro, in particolare del nostro diritto del lavoro, regole consolidatesi nel Novecento, evidentemente cominciano a scricchiolare. L'idea portante, cioè della proprietà del posto di lavoro, quella che viene chiamata con un'espressione anglofona job property, cioè un posto di lavoro che è quasi di proprietà del lavoratore, possibilmente un posto di lavoro unico, immutabile nelle sue caratteristiche, nell'arco della vita lavorativa, è solo un ricordo. Fatta eccezione per il pubblico impiego, in cui comunque intravediamo segnali di cambiamento. Se questo è il mercato, vediamo qual è invece il significato della seconda parola, concetto chiave che prima ho citato: transizioni occupazionali. La dottrina italiana ed europea, che studia il mercato del lavoro, si sta muovendo in una cornice teorica che sta mutuando uno schema di ragionamento, un linguaggio dalle scienze economiche e sociali. Le grandissime trasformazioni nel mercato portano infatti a concentrarsi in modo nuovo, con un rinnovato interesse, verso lo studio e l'analisi del mercato del lavoro, che è sempre stato oggetto di interesse, seppur di una parte soltanto dell'Accademia Giuslavoristica. Ma in questo caso il punto di vista è diverso, perché è diverso il paradigma di riferimento. L'idea nuova è quella di una liquefazione della distinzione tra mercato interno alle organizzazioni produttive, cioè alle aziende, e mercato esterno, cioè il luogo dove si svolge l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il framework di riferimento non è più quello da posto a mercato a posto, quindi la ricerca di un altro posto di lavoro passando per il mercato del lavoro, ma quello delle transizioni occupazionali. In transizioni occupazionali, che è questa idea di un continuum in cui non conta tanto il posto di lavoro occupato o la tipologia contrattuale, subordinata, autonoma, standard, atipica, ma conta la persona, conta la professionalità. Conta il percorso di crescita, sviluppo e maturazione della persona a 360 gradi, quindi la sua storia, una storia professionale in senso lato, in senso ampio, comprensivo quindi del lavoro produttivo, certamente, nelle più diverse articolazioni e condizioni occupazionali, perché un soggetto durante l'arco della sua vita può passare periodi in cui è occupato con un contratto di lavoro subordinato, però potrebbe essere anche autonomo, potrebbe essere stabile, ma potrebbe essere anche precario. Però questo concetto di transizioni occupazionali contempla anche altre fasi della vita, in cui per esempio ci si occupa del lavoro di cura, svolto anche a titolo gratuito,
oppure in situazioni di modifica delle condizioni di lavoro, dell'orario, in periodi di sospensione dell'attività lavorativa, per esempio dovuto a motivi di salute. Pensiamo all'aumento esponenziale delle malattie croniche, oltre al fatto che ci sono le forti esigenze di conciliazione, vita lavorativa, vita personale, dovute non soltanto all'esigenza di conciliare la vita familiare con l'attività lavorativa, ma anche di tenere conto dell'invecchiamento. E poi la formazione. Quindi possono esserci periodi nell'arco della vita di una persona in cui è necessario svolgere attività di qualificazione, riqualificazione professionale. Questa è la prospettiva delle transizioni occupazionali, dove il mercato del lavoro diventa più ampio, perché i mercati transizionali cosiddetti cancellano i confini di cui abbiamo sempre tenuto conto tra il mercato interno, cioè nell'azienda, nell'impresa, nell'organizzazione produttiva, e i mercati esterni, quello che è fuori dall'impresa. In questo modo si crea un tutt'uno in cui quello che conta è la persona. Come è stato detto prima, la persona col suo bagaglio di competenze che si arricchisce nelle transizioni occupazionali, da occupazione a occupazione in senso ampio, quindi da un'attività all'altra e non soltanto da posto a posto. E questo è un interessante approccio che appunto viene ormai sviluppato in questi studi sui transitional labor markets, dove si vogliono demolire i dualismi che hanno caratterizzato il diritto del lavoro, il mercato del lavoro, perché in questo modo si cerca di prescindere dallo stato contrattuale, autonomo, subordinato, e quindi secondo dalla tradizionale logica della progressione di carriera, quindi secondo modelli ormai in qualche modo sorpassati dalle nuove vicende, dalle nuove trasformazioni del lavoro, e addirittura tenendo conto di lavori che vengono svolti anche a titolo gratuito, quindi attività svolte che arricchiscono l'identikit del lavoratore, il suo bagaglio di competenze, il suo curriculum vitae, inteso come bagaglio complessivo, in cui sono state sviluppate tutta una serie di capacità, le cosiddette soft skills, anche in modo informale. Vengo al terzo concetto, che è quello di professionalità, la terza parola chiave. È ovviamente un concetto difficile, già uno sguardo superficiale, cioè a colpo d'occhio, ciascuno di noi, anche non tecnico della materia, può verificare subito che gli scenari sono profondamente cambiati. Le macchine intelligenti hanno già cambiato molte cose. Ieri, per esempio, ho dialogato con Will, che è l'assistente di Wind 3. Ho piacevolmente dialogato con Will e abbiamo anche risolto diversi problemi. Ma quindi le macchine intelligenti, i cambiamenti tecnologici e da ultimo la pandemia ci hanno fatto toccare con mano, se non l'avevamo capito prima, che ci sono professioni, mestieri che stanno morendo o sono già morti, e professioni, mestieri nuovi, nuove professionalità. E quindi è sempre più difficile definire la nozione di professionalità, perché se usciamo dal mercato interno, cioè dalla logica relativa al rapporto di lavoro, alle mansioni oggetto del contratto, e ci collochiamo invece nella nuova logica delle transizioni occupazionali, davvero le vecchie definizioni appaiono non così di prospettiva, perché sono molto legate alla giurisprudenza sul demansionamento. Ma se la professionalità non è intesa solo in senso oggettivo, quindi mansioni, inquadramento, livelli di qualificazione, ma viene intesa in senso soggettivo, come bagaglio di competenze acquisite nelle transizioni occupazionali anche informali, allora la professionalità diventa qualcosa di molto più vario, molto più ricco, molto più complesso, difficile da definire, ed è sì quasi una stensione, una proiezione esterna nel mondo produttivo e in generale possiamo dire nelle relazioni della personalità dell'individuo che lavora. Questa nozione così complessa e sfumata di professionalità, che fa quindi leva non solo
come tradizionalmente si è fatto, sulle competenze tecniche specifiche, ma molto sulle soft skills, ormai considerate essenziali per un proficuo inserimento nei contesti organizzativi. Ecco, questo rende necessario cambiare il paradigma anche nella certificazione delle competenze e anche nell'intendere l'inquadramento da parte della contrattazione collettiva. Perché i sistemi di classificazione del personale che sono contenuti nei contratti collettivi hanno regolato il mercato del lavoro interno nelle aziende e nelle organizzazioni in modo rigido. La stessa parola, se ci pensate, inquadramento, dà il senso della rigidità, dà il senso di un mosaico in cui ogni tessera ha un suo posto preciso in un disegno complessivo. Tutto questo fa parte comunque ormai di una logica antiquata, una logica che guarda al passato, come i sindacati fanno, come è stato anche detto prima. Il sistema attuale di classificazione del personale è ancora di stampo taylorista, fordista ed è ancora la base dei sistemi retributivi adottati dalla contrattazione collettiva e rifluiti nei contratti collettivi. Ovviamente tutto questo è servito ed è stato fondamentale per creare una rete minima di protezione e di tutele uguali per tutti. Ma è necessario andare oltre. In un tendenziale immobilismo del sistema, devo dire che forse un inizio, un propulsore di un cambio di rotta anche per quello che riguarda l'esperienza della contrattazione collettiva e quindi i sindacati, il ruolo delle parti sociali, l'ha avuto certamente la riforma Renzi. Perché la riforma Renzi, il Jobs Act, andando a modificare il 2103 del Codice Civile, quindi lo ius variandi, ha necessariamente fatto rivedere alcuni equilibri. E allora penso ad alcuni interventi molto innovatori, come per esempio il contratto collettivo nazionale energia e petrolio, che è stato firmato il 19 settembre 2019, da Confindustria Energia, CGIL e Cisle Willy, in cui si inizia a vedere una volontà di cambiamento nei sistemi di classificazione, con una maggior partecipazione, un maggior coinvolgimento addirittura degli stessi lavoratori e con una logica di valutazione dell'apporto professionale individuale anche sulla base delle soft skills. Voglio citare anche che il fatto che il 5 febbraio 2021 è stata siglata un'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici, in cui si esplicita la volontà di riformare la classificazione contrattuale del lavoro, esprimendosi la volontà proprio di modificare un sistema di inquadramento e di classificazione che risale al 1973. Passando in questo modo, si legge, e sperando che questo vada a compimento, passando dal concetto di mansione a quello di ruolo svolto nell'ambito dell'organizzazione aziendale, con una valorizzazione maggiore delle competenze trasversali, appunto delle soft skills. E allora ecco che torno all'affermazione che ho fatto all'inizio. Le coordinate imprescindibili di un moderno mercato del lavoro devono essere in grado di accompagnare, non subire le transizioni occupazionali, e quindi queste trovano il loro appiglio sul concetto di professionalità, in cui lo Stato e le regioni, abbiamo visto, e le parti sociali necessariamente, possono e devono fare molto per garantire quella che viene chiamata una mobilità protetta nelle transizioni occupazionali, non soltanto quindi da posto a posto, con adeguate opportune iniezioni di che cosa? Di welfare per sostenere la persona nei periodi in cui non percepisce un reddito di lavoro. Iniezioni di formazione. Abbiamo sentito prima parlare della formazione professionale come elemento fondamentale a livello europeo, a livello costituzionale, a livello regionale, una formazione professionale che deve essere certamente rivalutata, riletta, non la vecchia formazione professionale soltanto finalizzata ad entrare in uno specifico contesto produttivo e quindi una proiezione verso un posto di lavoro, ma una formazione proiettata verso il mercato e quindi spendibile in più transizioni occupazionali.
e quindi una formazione per l'occupabilità. E poi questo ovviamente si lega a una nuova certificazione delle competenze che tenga insieme la formazione formale e la formazione informale. Stato, regioni e parti sociali devono inserirsi in questa nuova prospettiva e allora bisognerebbe rileggere con questa nuova, con questi nuovi occhiali, inforcando queste nuove lenti, strumenti già presenti, che sono stati fortemente criticati perché comunque sono ancora legati a una logica passata. Penso al patto di servizio personalizzato, all'assegno di ricollocazione e al contratto di espansione, strumenti importanti che legano la formazione e il mercato in una logica di passaggio di condizione, ma in cui manca ancora questo step della logica delle transizioni occupazionali. Voglio segnalare che forse si intravede un nuovo elemento che può portare, diciamo, un rinnovamento anche nella vecchia logica. Quindi questi strumenti che forse possono essere a breve ristrutturati, perché nella legge di bilancio 2021 si parla di garanzia di occupabilità dei lavoratori, un nuovo strumento che viene anche poi citato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Naturalmente di questa misura, essendo soltanto cennata nella legge di bilancio 2021, si sa ancora poco, ma i riflettori sono accesi e si ipotizzano cospicui finanziamenti. Tutti gli attori quindi devono cercare di muoversi per quello che è l'obiettivo finale e l'obiettivo finale è quello della lotta alla disoccupazione di lunga durata e la lotta all'esclusione e all'espulsione dal mercato del lavoro, che diventa anche esclusione sociale. Questo ci dicono i goals contenuti nell'Agenda 2030 dell'ONU e questo ci dicono anche gli obiettivi che possiamo leggere nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Next Generation Italia, approvato dal Governo a gennaio 2021. E qui chiudo e vi ringrazio molto. Grazie Valeria, quindi il cuore della nostra ricerca è lavorare su questo nuovo concetto di professionalità e se il cuore però è questo, se quindi la professionalità può diventare uno strumento di inclusione, che cosa succede quando la professionalità viene violata? E quindi a conclusione abbiamo l'intervento del professor aggregato Francesco Billotta, ricercatore di diritto privato presso il nostro Ateneo, che appunto ci parla delle lesioni alla professionalità e i mezzi di tutela. Grazie Francesco. Grazie Marina, un saluto intanto a tutte le colleghe e i colleghi collegati, un saluto ai numerosi studenti che vedo collegati, non solo dei nostri corsi ma anche del nostro master sull'inclusione delle diversità che ovviamente sono interessati al tema del nostro incontro. Lasciatemi dire un grazie intanto a Valeria Filì che vorrei dire in epoca di festeggiamenti danteschi possiamo definire come colei che tutto muove e che qui va ringraziata per i 1000 sforzi organizzativi che ha fatto per il PRIN e anche per l'incontro di oggi, oltre che per gli stimoli scientifici che ci continua a dare. E poi un altro grazie speciale lo voglio dire a Marina Brollo, non solo per avermi coinvolto oggi, ma per avermi coinvolto in un'attività di ricerca più ampia all'interno del laboratorio lavoro, creando un contesto di dialogo quotidiano che ho con lei, ma anche con la professoressa Zilli, che continuano, bontà loro, a sollecitarmi delle riflessioni, mettendo, diciamo, in campo quello che so e che oggi vorrei offrirvi come contributo alla riflessione della nostra giornata odierna, focalizzandomi su due aspetti che hanno a che fare col lavoro del privatista, e cioè quello della responsabilità civile e quello di una riflessione su alcuni concetti base che caratterizzano l'incontro di oggi e che troviamo già enucleati nel titolo, cioè quello di occupabilità e quello di professionalità. Mi sono intanto chiesto che cos'è l'occupabilità, dal momento che di questo termine non abbiamo una definizione normativa, perché si tratta sostanzialmente di un neologismo che è stato introdotto dalla strategia europea per l'occupazione e accompagnato da altri concetti quali imprenditorialità, adattabilità e pari opportunità, che appunto
tutti considerati sono i pilastri fondamentali di questa strategia europea per l'occupazione. Da questo concetto deriva l'indice di occupabilità, che è quell'insieme di abilità che un individuo ha e che lo rende idoneo a svolgere una certa attività lavorativa o aspirare ad una certa attività lavorativa. Infatti l'indice di occupabilità è la risultante di due principali componenti. Da un lato la copertura del ruolo, che definisce quando un individuo sia adatto ad una certa professione, tenendo conto del suo background personale, dei suoi titoli di studio, delle competenze che ha sviluppato e poi dell'esperienza lavorativa che ha maturato. E dall'altro un dato più di carattere economico, più oggettivo, che è la richiesta da parte del mercato di certe competenze, che appunto calcola quanto una professione sia ricercata e valorizzata sul mercato del lavoro. Quindi la professionalità diventa un elemento centrale nella definizione dell'occupabilità, perché appunto è uno degli elementi che noi dobbiamo prendere in considerazione nel valutare questo indice di occupabilità della persona. E non è un caso che io uso la parola persona in questo caso, perché più che far riferimento al concetto astratto di lavoratore o di lavoratori, addirittura al plurale, per usare il lessico della nostra Carta Costituzionale, a me piace più riferirmi all'espressione la persona che lavora, una espressione che come dire, ha trovato ampio uso nell'ambito della dottrina giuslavoristica. Ricordo tra gli altri il volume di Albi nel commentario Schlesinger sull'articolo 2087, ma ricordo anche che è un'espressione che è stata centrale nella relazione della professoressa De Simone, che tenne nel 2019 nel bellissimo convegno AIDLAS che ospitammo nel nostro dipartimento a Udine. In particolare leggo un passaggio di questa relazione dove si dice che il riferimento all'articolo 2 della Costituzione serve a sottolineare la necessità di garantire effettivamente la dignità e i diritti fondamentali della persona che lavora, del cittadino lavoratore, che non dismette come abiti della festa quei diritti quando indossa la tuta da operaio o inforca la bicicletta del rider. Il contratto di lavoro, dunque, deve essere letto attraverso queste lenti: la dignità, i diritti fondamentali. E quindi non è assolutamente un caso che nel trattare nella sua più recentissima suo più recentissimo contributo la parola professionalità, Marina Brollo, nel libro che ho avuto l'onore di curare insieme a lei e alla professoressa Zilli, a un certo punto ci ricorda che cos'è la professionalità, e cioè quel patrimonio di conoscenze tecniche, di capacità pratiche, di abilità operative specifiche, di esperienze, attitudini e idoneità, citando in questo modo una sentenza della Corte Costituzionale che è un punto di riferimento rispetto al concetto di cui stiamo parlando, cioè la numero 113 del 2004. Ma subito dopo, poche righe dopo, Marina Brollo mette in rapporto questa definizione, che ha una dimensione prettamente economica, vorrei dire, mette in relazione al concetto di professionalità due altri concetti, cioè quello di socialità e quello di libertà, a ricordarci come la professionalità si situi in questo come dire, punto di congiunzione tra la dimensione collettiva del mercato del lavoro, a cui ha fatto cenno Valeria Filì prima di me, e la dimensione personale della libertà. E non è un caso che citi appunto l'Agenda 2030 dell'ONU a questo riguardo, dicendo come la professionalità sia funzionale alla realizzazione della persona che lavora. E mi sembra che oltre all'Agenda 2030 anche il richiamo agli articoli 2 e 3 della Costituzione siano conferenti in questo contesto, perché tutti i nostri ragionamenti, quelli che hanno una rilevanza per il diritto privato, ma comunque che hanno una rilevanza economico-patrimoniale, vanno coniugati con la centralità della persona,
per ragionare rimanendo nell'alveo della legalità costituzionale. Almeno questo è quello che ci hanno insegnato illustri maestri del diritto civile, tra cui Pietro Rescigno, Stefano Rodotà e, ultimo ma non ultimo, Pietro Berlingeri. Per cui c'è una dimensione personale che va salvaguardata e va tutelata, e questi due profili, cioè quello economico-patrimoniale e quello più strettamente personale, non vanno confusi tra di loro, perché altrimenti non si riesce, a mio avviso, a dare delle risposte efficaci ed efficienti rispetto a diverse fattispecie che noi possiamo considerare quando riflettiamo sulla lesione della personalità. E prendo in considerazione la prima, sono due le fattispecie che voglio considerare, quello del rifiuto del datore di lavoro di concedere i permessi per la formazione e quello del demansionamento del lavoratore. E perché parto da qui? Perché la professionalità è evidentemente strettamente correlata con la formazione continuativa della persona che lavora. La persona che lavora e che quindi si trova in qualche modo coinvolta in una relazione di carattere contrattuale. E quando noi pensiamo a una relazione di carattere contrattuale, pensiamo a una relazione di carattere obbligatorio, e quindi ci immaginiamo che tutta la fattispecie possa essere descritta soltanto in termini di diritti e obblighi. Ma vedremo subito dopo, cercherò di dire come l'obbligo, inteso come comportamento doveroso, non possa essere confuso con l'altro concetto, cioè quello di dovere. Dunque non c'è un obbligo di formare se non in certe circostanze in cui per esempio ci sia un mutamento di mansioni. Ma basta dire questo? Cioè il datore di lavoro ovviamente non può sobbarcarsi l'intero costo della formazione, anche solo in termini di perdita della disponibilità delle ore che il lavoratore dedica alla sua formazione. Però occorre vigilare sul fatto che il datore di lavoro non impedisca del tutto al lavoratore di, per esempio, godere dei permessi per la formazione, perché ancora una volta, qui è fondamentale distinguere tra la dimensione strettamente economica, cioè sulle ricadute rispetto a questi permessi sul svolgimento dell'attività d'impresa, e la dimensione esistenziale della persona che lavora. Detto in altri termini, vengono prima le esigenze organizzative ed economiche dell'impresa o prima la dimensione esistenziale del lavoratore che si forma per aspirare a un lavoro migliore, cioè a un livello di, anche all'interno della stessa azienda in cui lavora, un lavoro diverso rispetto a quello che in quel momento sta svolgendo. Ecco, l'esperienza che molti di noi hanno fatto di studenti lavoratori che hanno difficoltà a come dire, svolgere tranquillamente la loro attività di formazione universitaria perché non gli vengono concessi i permessi lavorativi, è un'esperienza che abbiamo fatto tutti quanti. E allora distinguere dovere da obbligo può essere utile, perché qui si parla di un diritto perfetto del lavoratore a ottenere questi permessi. E perché? Perché dall'altra parte c'è un dovere del datore di lavoro, che è un dovere di fonte legale, quindi qui la fonte non è negoziale, non è un obbligo in senso tecnico. Questa fonte negoziale risponde a logiche di sistema governate dalla tensione alla piena occupazione, all'efficienza dell'allocazione della forza lavoro, e risponde anche a quella legislazione promozionale dello Stato sociale di cui ci parlava in apertura la giudice Sciarra citando Giugni. L'obbligo, anche se qualificato come dovere di comportamento, avendo una fonte contrattuale, invece risponde ad una logica diversa, una logica di scambio della ricchezza, in cui appunto i costi e i benefici di una determinata attività devono essere tenuti in considerazione dal punto di vista di entrambe le parti contrattuali. Ma ripeto, qui al di là del singolo rapporto contrattuale, noi dobbiamo tener conto del contesto del mercato del lavoro. E quindi dobbiamo tenere in qualche modo conto dell'aspetto patrimoniale e dell'aspetto personale, stante quella centralità della realizzazione personale che ci impone l'articolo 3 della Costituzione.
Ecco, a me non sembra che il sacrificio del datore di lavoro che concede il permesso di soggiorno possa essere letto scisso dalle ricadute sociali e direi dal costo sociale che questo impedimento alla formazione del lavoratore comporti, così come non possa essere scisso dalla valutazione delle ricadute sulla realizzazione personale del lavoratore. Allora qui c'è bisogno di un'attività di conformazione del potere datoriale, di impedire a sua totale discrezionalità la formazione del lavoratore e pur dovendo tener conto come dire, delle ricadute anche economiche di questa decisione, io credo che bisogna considerare la professionalità e quindi la realizzazione personale del lavoratore come un limite esterno di questo potere che può essere in qualche modo giustificato soltanto da una oggettiva impossibilità di riorganizzare l'impresa e consentire quindi il godimento del permesso per motivi di studio. Ecco, l'altra fattispecie, che è quella del demansionamento, qui l'elemento, la prevalenza dell'elemento personale si avverte soprattutto nei casi che potremmo definire limite, cioè nei casi in cui la professionalità viene del tutto azzerata e addirittura in cui il lavoratore viene posto in una condizione di totale inerzia, in cui non riesce proprio a fare nulla, in cui non solo io non ti impedisco di crescere, ti faccio capire che sei del tutto inutile, che letteralmente non vali niente. Ecco, è talmente grave in questo caso l'attentato alla dignità che la regola della prova del danno si attenua e ce lo dice la giurisprudenza della Cassazione in un orientamento che potremmo definire costante, si attenua quasi del tutto, bastando la prova dell'inadempimento e delle sue modalità di attuazione per dire che c'è una lesione della dignità e che quindi bisogna risarcire un danno non patrimoniale. Ecco, rispetto alla lesione della professionalità, e qui mi avvio alla chiusura, penso che la Corte di Cassazione abbia assunto una giurisprudenza che fa coincidere quasi del tutto la posizione della sezione lavoro con quella della terza sezione della Cassazione, che come è noto si dedica alla responsabilità civile in senso ampio, e questa coincidenza di orientamenti giurisprudenziali si osserva sia quanto alla selezione degli interessi giuridicamente rilevanti che possono essere alla base, una volta lesi, del risarcimento del danno non patrimoniale, ma anche rispetto alla regola della prova del danno come conseguenza di questa lesione. Ecco, a me, a fronte di questo indirizzo coincidente delle due sezioni della Corte di Cassazione, però ha sempre colpito un diverso atteggiamento della sezione lavoro rispetto alla terza, che mi pare che continui a sussistere nel tempo, e cioè quello di una più spiccata sensibilità della sezione lavoro per la descrizione dei danni non patrimoniali subiti dal lavoratore. E come si spiega questo? Cioè la sezione lavoro tende a descrivere le singole ricadute e non a utilizzare in maniera, come dire, onnicomprensiva la categoria del danno non patrimoniale. Secondo me si spiega con la stretta correlazione tra il piano patrimoniale e quello non patrimoniale che noi osserviamo nel contratto di lavoro. Per risarcire il secondo aspetto, cioè quello non patrimoniale, io devo aver molto chiaro che cosa è successo e se effettivamente ci sono dei profili che eccedono la dimensione strettamente patrimoniale. Paradossalmente questa attenzione della sezione lavoro quasi mai, come dire, serve ad ampliare la tutela in caso di lesione della professionalità, perché il risarcimento del danno fatto in maniera equitativa è una questione di fatto su cui la Corte di Cassazione non può incidere. E quindi mi sono chiesto del perché la sezione lavoro continui ad insistere su questo, e penso che questo sia un monito rivolto soprattutto agli avvocati, perché nel costruire le loro domande di giustizia fin dal primo grado mettano in luce in che modo la dignità della persona del lavoro è stata lesa a fronte di una lesione appunto della sua professionalità. E poi ultimo aspetto, e veramente qui chiudo.
Tenere distinto il piano patrimoniale da quello non patrimoniale, ripeto, è difficile nell'ambito del contratto di lavoro, ma è essenziale, perché quando noi parliamo di lesione della dignità e poi utilizziamo come strumento di quantificazione del danno la retribuzione del lavoratore, io credo che non stiamo facendo un buon servizio né alla persona che ci chiede una domanda di giustizia, né proprio più in generale al rispetto della nostra Costituzione. Perché in alcune fattispecie dove non c'è alcun dubbio che al centro ci sia la lesione della dignità, e cioè per esempio le molestie che subisce il lavoratore, ci sono casi, più di uno, in cui il giudice quantifica il danno rispetto alla media di retribuzione annuale del lavoratore e gli riconosce un certo numero di mensilità a partire da questo dato patrimoniale di partenza. Ecco, è evidente che la cifra finale è diversa se noi prendiamo in considerazione un dirigente o prendiamo in considerazione un operaio, ma questo allora vuol dire che la dignità della persona che fa il dirigente e la dignità della persona che fa l'operaio valgono diversamente nel nostro sistema giuridico. Ecco, io penso che questo non si possa affermare e che quindi noi dobbiamo sforzarci ancora una volta, anche rispetto all'uso della responsabilità civile nell'ambito del diritto del lavoro, di tenere distinto, pur sapendo che sono collegati tra loro, gli aspetti patrimoniali dagli aspetti non patrimoniali. Ecco, io ho concluso e vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie Francesco per questa interessante ricostruzione interdisciplinare e per questa chicca finale che apre nuovi spunti di ricerca, nuove piste da battere. Allora, io mi ero riservata anche le conclusioni proprio per chiudere velocemente, nel senso che abbiamo un po' sforato rispetto ai tempi previsti, ma è giusto perché tutte le relazioni erano molto interessanti e quindi chiudo velocemente ricordando cosa? Che abbiamo aperto col primo webinar, abbiamo già anticipato il cuore del problema, cioè abbiamo individuato il protagonista, lo abbiamo detto sin dal titolo, la professionalità come strumento di occupabilità. Ma allora, se questo è per noi il protagonista, non c'è dubbio che un ruolo primario dovranno svolgerlo gli enti di formazione, in primis l'università. E quindi la conclusione che faccio a seguito di questi interventi è che vorremmo una università per l'occupabilità, il che non significa un'università che si preoccupi di costruire dei percorsi mirati per un mercato del lavoro che cambia velocemente in continuazione, ma una università strettamente correlata e attenta e sensibile alle esigenze del mercato. Quindi un'università che per garantire l'occupabilità anche faccia tanta formazione, anche le parti sociali, che secondo me rivestono un ruolo fondamentale ed è proprio uno degli ambiti in cui possono ricostruire quei legami di intermediazione persi, fare quindi formazione alle parti sociali per individuare assieme gli strumenti efficaci, effettivi, per combattere, per contrastare il lavoro povero. E allora quindi l'università può davvero dare una mano per l'occupabilità e con questo mi sento di chiudere questo webinar dando appuntamento al prossimo incontro che sarà il 13 maggio, sarà gestito dall'Università dell'Aquila e lì partiremo sull'identikit del lavoratore povero, di chi sono i lavoratori poveri, dati alla mano vedremo chi sono i lavoratori che sono poveri nonostante il lavoro. Vi ringrazio tutti per l'attenzione e vi ricordo appunto che potrete seguire di nuovo questo evento su Play Uniud. Grazie.